Andiamo, io già capì perché veramente è tutto troppo brutto per essere vero. Allora, tra l'altro ho postato la reaction, sai quando le cose devono andare storte proprio, perché è chiaro. Secondo tempo, che era pure pieno di emozioni e che era una di quelle cose che i tifosi avversari se la vengono a vedere per sfottere e fai... non si è cliccato, ho cliccato 2 volte e quindi non c'è la reazione al gol di come si chiama, di Zaccagni, di Camada, al gol, perché poi ce ne hanno fatti 5 o 6. Allora, con molta calma, se riuscite a darmi like per me, perché siamo qua a metterci la faccia, perché non è che possiamo solamente, però avremo un scudetto in gol, siamo i più forti. Calma, analizzare, cerchiamo di stemperare la tensione insieme. È chiaro. È chiaro, non ce n'è uno che sappia tirare in porta dalla distanza. Tra l'altro dalla distanza è venuto il gol perché Zielinski da là, però ci sono volute 2 deviazioni. Dalla prossima Nathan titolare, se no che il presidente ammettesse le sue colpe. Questo è un tema sicuramente, Giorgio, perché io non lo so quanto sia responsabile Juan Jesus di questa partita, perché poi se vogliamo dare la colpa a Juan Jesus, cioè se lo vogliamo tutti poi da Nathan, secondo me facciamo un'analisi superficiale, perché del primo tempo che il Napoli secondo me ha giocato anche bene e meritava di stare avanti onestamente, il burro era Olivera, il burro proprio, cioè si entrava dalla parte di Olivera in maniera facilissima. Poi è chiaro che Juan Jesus deve scalare, deve andare ad apparare quel buco e poi devono seguire gli altri tutti a scalare. Non lo so se è nata nella soluzione a tutti i mali, capisco il messaggio di Giorgio, ma questa partita l'avremmo persa anche con Kim, questa poi ci dobbiamo chiedere, non lo so. Imprecare magari no, Fabio, perché noi cerchiamo di essere diversi, però un paio di santi sono scesi anche internamente. Buonasera Giorgio. Allora, volano tutti i messaggi. Andrea Alfieri, Elmas perché non sta giocando? Ecco, se voi mi dite il fatto di Juan Jesus, qua questa è una domanda un pochino più profonda. Perché quando tu nel secondo tempo mi metti Raspadori al posto di Kvara, mi devo tenere i miei dubbi, dico in reaction e non la potete sentire, quindi dovrò ripetermi mentalmente, perché ho detto in reaction, se Raspadori non risolve la partita, attenzione Garcia, ti stai attirando una serie di problematiche infinite, e teniamo pure un pari di settimana prima della prossima partita, si parlerà alla grande. Un certo capo che perde tutte le palle possibili. Oggi sì, non mi è piaciuto anche chissà. Zielinski era molto mobile, però ha perso quel pallone sanguinosissimo. Il Napoli camminava, era un po' tutto sotto ritmo, Nicola, senza dubbio. Nel primo tempo era volontà della Lazio andare sotto ritmo perché il Napoli pressava bene. Quando prendevano loro il pallone abbassavano proprio da 100 a 0, proprio si fermava la partita. E là devi essere bravo tu a metterla sopra ritmo, cioè costringerli a fare. Non c'è stato il pressing feroce del Napoli.
Non c'è stato, non è stato ben fatto, non è stato sistematico. Nel secondo tempo la Lazio si è sistemata meglio, perché va detto che non può essere quella la Lazio, cioè la Lazio del primo tempo è una squadra malmessa. Secondo me si sono organizzati meglio, ci hanno bloccato le linee di passaggio, non siamo riusciti a crearne, siamo stati sotto ritmo e così siamo prevedibili, ragazzi, prevedibilissimi. Mettere Lindstrom è stato peggio di ieri quando la Roma ha inserito Lukaku, almeno loro hanno superiorità numerica. Pietro, tu Lukaku lo inserisci perché Lukaku è uno che conosce la Serie A dentro e fuori, è la punta che manca alla Roma, lo devi inserire per forza. Quella non è una scelta sbagliata, lo metti, è il puntero, non deve sapere né leggere né scrivere, non deve sapere nessuna tattica. Capo Mourinho non ne fa le tattiche, quella è una cosa normalissima, e stava pure facendo il gol di destro, è andata poco fuori la traversa. Hai messo Lindstrom in una partita dove non lo so se è la partita di Lindstrom, velocità ok, ma la Lazio era chiusa in difesa. Benvenuto Casimiro, scrivimi su Telegram @ValerioFluido per farti inserire nel gruppo. Grazie amico mio, benvenuto. Dobbiamo fare analisi precise, ragazzi, che questo sarà il momento dello stilicidio. Oh, il log. Brewerd, però non c'eri quando abbiamo vinto le prime partite. Io ti conosco bene e mi fido di te e so che se mi dici una cosa del genere vuol dire che l'avevi pensato già, come un po' l'avevamo pensato tutti, onestamente. Però in tutto questo percorso, mo capiti adesso a dire Garcia out, aspettiamo un attimo, aspettiamo, se no siamo noi stessi che vogliamo rompere il giocattolo, aspettiamo un secondo. E che cacchio, un attimo. Campagna acquisti azzardata del Napoli. Napoli tatticamente peggiorato in fase di non possesso. Non chiudiamo le linee di passaggio. Le parti sono lunghi, sì, proprio vero, lunghi. E siamo facilmente penetrabili in velocità. Se tu hai un'idea di gioco, devi stare corto e devi. Se hai l'idea di gioco di lanciarla, puoi rimanere lungo. Ma se tu hai un'idea di gioco mista, ibrida. Perché dicevo il fatto di Ancelotti, cioè l'ancelottismo che è un pericolo, non perché me la prendo con Ancelotti, ma perché in quel periodo si parlava di calcio liquido, si parlava di poter fare tutto, e se puoi fare tutto alla fine non fai niente bene. Ad un certo punto ho visto molto il rinunciare al gioco e questi lanci verso Osimhen che deve fare la sponda di testa nel nulla di una Lazio che si chiude in difesa, e stai giocando contro una piccola. La pallata non lo so se siamo abituati a farla, non lo so. Olivera, come si fa a farlo andare avanti a Kvara? Io non concepisco come si fa a farlo andare avanti a Kvara, non ho capito la domanda. Se parli tatticamente è normale, le sovrapposizioni devono avvenire, il problema non è quello. Secondo tempo, centrocampo sulle gambe, tutti stanchi, andava fatta qualche sostituzione a centrocampo. Angela, se stai scrivendo a Rostai vuol dire che stai all'inizio della live, appena leggi questo momento scorri il cliccare della live fino alla fine, se no non sei in diretta e mi fai le domande 5 con 10 minuti di ritardo. I limiti sono visti anche nelle prime due partite, si tira su verso Osi e si spera, togliere Kvara toglie l'ansia agli avversari. Enrico Giannone, per quale motivo non concretizziamo un problema che esiste da molto tempo? E hai ragione Enrico, hai ragione, questo è un problema atavico del Napoli, però noi sappiamo anche che cioè, se tu pensi, è chiaro, mo si dice il Sassuolo non era un test performante, ma capito, però tu mi devi far vedere a prescindere le trame di gioco che col Sassuolo ci sono state, la sicurezza in difesa che col Sassuolo c'è stata. Con le piccole si stecca, vedi la Lazio che ha steccato 2 partite con le piccole, vedi la Juventus che ha steccato col Bologna, vedi la Roma, si stecca anche con le piccole. Mo la Lazio si comporta da piccola, però ha giocatori più forti tecnicamente, quindi quando ti acchiappano in contropiede Zaccagni è un pericolo perché tecnicamente te la mette nell'angolino, Camada un tiro ha fatto, mezza azione ha fatto e te la messa nell'angolino,
Felipe Anderson ha fatto quello che voleva su quella fascia, e allora tu non puoi contro avversari di qualità, il rischio che corri è che ti fanno subito, ti fanno anche quelli piccolini, ma ti fanno di più ovviamente quelli là che hanno qualità. È una cosa normalissima, ragazzi, siete in 700 ovviamente, quindi immagino che non siate tutti i tifosi del Napoli, ci saranno sicuramente tifosi avversi. Casemiro, ti ho detto di iscrivermi, e quindi lasciate i like un attimo, perché ci sono i tifosi avversi che guardano, quindi fatemi la cortesia di lasciare i like, voi che siete i fedelissimi, voi che state soffrendo, no quelli che schignazzano. Quelli che schignazzano non lasceranno i like, si divertiranno e basta sulle nostre spalle. Il problema non è perdere una partita, il problema di questa partita è che Napoli il secondo tempo non lo ha giocato, e sono d'accordo con Antonio, perché io nel primo tempo la reaction dice abbiamo dominato, perché abbiamo dominato nel primo tempo. Appena escono gli XG lo vediamo, non lo so se sono usciti già, faccio un controllo al volo, non ancora. Appena gli escono gli XG, a me interessa l'XG come si è formato tra primo tempo e secondo tempo. Fragili mentalmente. Allora, Mattia, questa ovviamente è una battuta che richiama la mia canzone di tanti anni fa, però possiamo parlare di problemi fisici, dobbiamo ascoltare le parole di Garcia, sono importantissime stasera. Però a me sembra che abbiamo beccato una botta psicologica nel secondo tempo, dopo il gol di Kamada, che ho visto Rachmani perdere sicurezza, sbagliare tanti passaggi. Rachmani stava giocando bene, anche sa mollo in mezzo al campo, non l'ho visto, ma le marcature tutte larghe, c'era una larghezza, una facilità nel lasciarli giocare il pallone in contropiede pazzesca. Non ho visto quella cosa dire subito addosso. Vincenzone, grazie mille Vincenzo. È la legge dei numeri, ma è normale, Cassano, è chiaro. Se tu dici sono le 8:30 e lo dici per tutta la giornata, a un certo punto le 8:30 capitano 2 volte. Questo non c'è dubbio. Ringrazio Vincenzone per il suo supporto, e mi sa che devo anche ringraziare Tore. Eccolo qua. Si vede che stai incazzato pure tu. Che scandalo di partita, correvano il doppio, ci hanno surclassato nel secondo tempo, un crollo verticale. È vero, Tore, ma il correvano il doppio io lo voglio capire, lo voglio analizzare proprio nello specifico con i dati che arriveranno domani, con l'analisi tattica, prendendo il report della Serie A. Ha già capì, perché anche con il possesso palla ho controllato 2 siti a fine primo tempo e c'erano possessi palla molto diversi. Uno portava oltre il 64% per il Napoli, un altro lo portava più equilibrato. Quindi dovrò analizzare per domani, quindi iscrivetevi al canale, domani ci sarà un'analisi importantissima per capire effettivamente il crollo che c'è stato nel secondo tempo. A cosa è dovuto? La Lazio, io posso dire solamente una cosa: secondo me la Lazio stava messa male in campo nel primo tempo e si sono aggiustati come posizione, come essere più corti addosso a noi nel secondo. Quindi diamo un po' di merito. Mamma mia, Dio mi fulmini, sto dando meriti a Sarri, ma perché devo fare un'analisi onesta il più possibile rispetto a quello che ho visto. Però il Napoli male. Olivera non marcava già dal primo minuto, e qua sì, perché è proprio vero, è il burro di cui parlavo prima, Tore, che è veramente impalpabile in difesa, veramente andavano proprio lisci. Allora, grazie mille Tore, sempre un amico. Uso overperformare per Rachmani, insicuro e impreciso. Osimhen non può sbagliare gol, tiri, ora prendi 10 milioni, mi aspetterei un giocatore di quel livello. Juan Jesus è un ottimo rincalzo. Enzo, attenzione, non prende nessun 10 milioni, non ha rinnovato proprio niente, quindi attenzione a quelle che sono le notizie che arrivano, che non vengono confermate. Non c'è stato nessun rinnovo di Osimhen. Non diciamo cose sbagliate, non facciamo facciamo informazioni. Non c'è nessun rinnovo di Osimhen, assolutamente no. Osimhen prende 4,5. Ora con 4,5, con 10, con 2 milioni
devi fare gol a prescindere per il giocatore che sei, per il valore che hai e per quello che è. Non c'entra niente quello che è l'ingaggio di Osimhen. Juan Jesus è un ottimo rincalzo e secondo me qua siamo d'accordo. È chiaro che manca un titolare là. Juan Jesus si è impegnato come sempre. Rivedrò i gol subiti per capire se sono colpe sue. Il crollo del secondo tempo è totale. Io non riesco a dare colpa a uno solo. Garcia rovina Robot, Osimhen e Kvara, il nigeriano può anche andare. Mamma mia, sarà difficilissimo mantenere l'equilibrio qua. Lobotka oggi ha fatto una grande partita. Cominciamo a dire le cose come stanno, o almeno rewind, le cose come le vedo, poi io dopo controllo come fa Paolo Del Genio. Ha un'intuizione, lo dice, vede calcio da 40 anni, da 30 anni, da 50 anni, poi dopo lui controlla per vedere se la sua intuizione è giusta. Io vi dico la mia intuizione, da quello che ho visto, Lobotka è stato pendolino all'interno del gioco, si abbassava a prendere il pallone, faceva gli strappi che non faceva Anghissà, che non ha fatto Zieli, li ha fatti lui gli strappi e l'ho visto molto bene. S'ha magnato un gol che doveva tirare per troppo altruismo, per mancanza di coraggio. Ma per il resto Lobotka, Garcia rovina Lobotka che è una cazzata mondiale, sta facendo lo stesso gioco dell'anno scorso, sta facendo lo stesso identico gioco dell'anno scorso, cazzata mondiale, errore che si porta appresso quelli che ascoltano a Cassano e poi tutti ripeto, cazzata mondiale, uguale. Poi è chiaro che se tu a un certo punto chiedi a Rachmani di lanciare, chiedi a Juan Jesus di lanciare, qualche pallone in meno Lobotka lo toccherà. Però non mi dite che Lobotka sta giocando male, perché non è vero, è un falso storico. Difesa imbarazzante, vedremo con Real. Già stai pensando Real. Antonio, Amaverico, Genoa. Bisogna svegliarsi, Anghissà giocava, mi aspetto un pareggio, Sarri come al solito con noi resuscita, Lindstrom non doveva entrare, testa alla prossima, forza Napoli sempre. Anche per me questo ingresso di Lindstrom, il nuovo arrivato, lo butti nella mischia, tu pensi magari perché poi non l'avevo risposto, il fatto di Lukaku. Qua sono d'accordo con voi, perché o tu pensi che sia un predestinato che entra, spacca la partita, è la storia. In tanti stanno segnando al loro esordio quest'anno, tanti nuovi acquisti stanno segnando. Lindstrom ha toccato un pare pallone, non mi sono piaciuti onestamente, ed è chiaro che col senno di poi io dico, ma Elmas è sì, con la prestazione te l'ha sempre fatta Elmas, sempre, su tutte le zone del campo. Butti Lindstrom in mezzo, la partita non la risolvi, hai anche depresso Elmas. È evidente che Elmas, che non ha mai detto una parola, se adesso si vede scavalcato nelle gerarchie a centrocampo, Anghissà non esce, Zielinski esce all'84esimo per far entrare un attaccante, Elmas lo devi recuperare psicologicamente, così diventa difficile. Garcia ha sbagliato i cambi, Lazio fortunatissimo, nel primo tempo doveva stare 4 gol sotto minimo, poi 2 tiri 2 gol, testa alla prossima. Sì, ovviamente uno con i messaggi deve stringere, questo è come si dice, è una sintesi molto stringata, ma giustamente voi con i messaggi così potete fare. Sbagliato i cambi, non lo so, io dico il cambio Rui Olivera aveva senso perché Olivera non mi stava piacendo là, non dico che Mario Rui è impenetrabile in difesa, però ci aggiungi almeno qualche cross, la possibilità di qualche cross un po' più di qualità per Osimhen, perché se tu gli lanci la palla con lui con spalle alla porta non è mai pericoloso Osimhen, se invece gliela fai arrivare in testa dal fondo Mario Rui aveva senso. Però mi togli Mario Rui mi togli Olivera e Kvara insieme, abbassi il livello anche dell'altezza della squadra per sfruttare anche un po' di pericoli per calci piazzati. Io dico che così hai dato alla Lazio quella sensazione di andiamo tranquilli, Raspadori non crea, non ti costringe al raddoppio là, perché Raspadori non ha lo spunto di Kvara. Raspadori sì, va bene sotto punta, lì in aria, ma sulla fascia non avrà mai lo spunto di Kvara, nemmeno di Elmas. Quindi tutte e due insieme
è un cambio che non capisco. Al 75esimo Lindstrom Politano, la speranza, credo che fosse solo la speranza del predestinato. Buonasera Fabietto, buonasera, lasciate like, ho inviato un messaggio vocale, Lazio imbarazzante, siamo riusciti a perdere, siamo già quasi a... lo sapevo, ma per forza è inevitabile, inevitabile. Vediamo i messaggi vocali ragazzi, anche se anche dagli amici abbonati, perché ho creato il topic apposito e vediamo se i vocali live, già ce ne sono. Ma Lindstrom nello spogliatoio per caso hanno dato il posto di Lozano, che magari si è impossessato di lui? Ciao Valerio, buonasera a tutti gli amici bellini. Non ricordo Napoli così brutto dai tempi di Ancelotti. La Botka fuori posizione che andava a impostare, l'ha messo in marcatura su Luis Alberto quando con Spalletti erano gli altri che marcavano lo bot, che lo correvano dietro. Al 65esimo era cotto, mai visto in 2 anni di Spalletti un robot che è stanco in campo. Anchissà, Zielinski, ni. Lindstrom, piacere, Fabio Versatile, Osimhen ha toccato una palla e Garzia sul 2-1 toglie Kvara e mette Raspadori e Elmas, JJ non ne parliamo, non è Kim, Oliveira imbarazzante, tutto a posto. Mi è piaciuto il vocale di Lindstrom, piacere Fabio Versatile, si è presentato ed è giusto che sia così Fabio, ed hai ragione Roberto, io ci sono arrivato a leggere i primi messaggi, i primi commenti, e che la prossima partita si dovrebbe giocare subito, si dovrebbe giocare dopodomani per togliere tutte le cose, almeno quando ci fu, mamma mia, devo ricordare che fu la Fiorentina che pareggiamo alla terza giornata, fu la Fiorentina e poi il Lecce, o il Lecce e la Fiorentina che steccammo quelle 2 partite. Cerchiamo di ricordarci quello che dicevamo all'epoca e speriamo che succeda lo stesso. È tosta, voglio. Però una cosa è sicura, che Spalletti aveva già un anno di esperienza a Napoli, Garzia è nuovo, Garzia adesso sentirà e lo vedremo come reagirà. Perché non Lindstrom a posto di Kvara e Emerson al posto di Politano? Giuseppe, se lo chiedi a me adesso io ti rispondo perché De Laurentiis ha chiesto nel momento in cui Garzia ha firmato il contratto, De Laurentiis ha detto Raspadori, mi raccomando, Raspadori, clausola penale sul contratto di Garzia, sono mie illazioni, magari è tutto falso, però unendo i puntini, sentendo quello che ci ha detto Garzia, che non dice la formazione, però ci disse l'altra volta Raspadori titolare, state tranquilli, Raspadori titolare, e guardando le amichevoli e guardando come si è preparata la cosa, mi stava cercando per forza un posto per Raspadori in questa squadra, perché è stata una richiesta della società, non c'è dubbio. Finché Raspadori performa, come vi ho detto nell'ultima live, benissimo, ma se Raspadori non fa la differenza e non spacca la partita, si crea il malumore, è evidente, e il malumore dei tifosi lasciamo perdere, perché noi ci facciamo i 5 minuti di collera, o meglio 2 ore e mezza di collera, e poi andiamo avanti con la nostra vita. Se però il malumore si crea nello spogliatoio, si crea tra i ragazzi, diventa pericolosissimo. Quindi servirà tanto lavoro psicologico. Lindstrom al posto di Kvara, Raspadori al posto di Politano sarebbe stato lo stesso? Non lo sappiamo. Tu dici invertiti, cioè Lindstrom a sinistra oppure Lindstrom prima, così gli dai pure un po' di tempo, perché ha freddo, che era fast guagliolo, perché poi non me la posso via con Lindstrom. Raspadori a destra al posto di Politano poteva essere, però non lo possiamo mai sapere col senno di poi. Lo Botka ha recuperato un paio di palloni importanti, ma clamorosamente lento nello smistare il gioco, quasi sempre i suoi passaggi andavano indietro, male ma d'accordo sul fatto che Rudy non c'entri. Sì, io sono d'accordo su questo, che il giro palla non era veloce, ma il giro palla diventa veloce anche quando c'hai il movimento senza palla intorno a te, perché se Anghissà sta fermo e non ti aiuta, non ti viene a dare una soluzione,
se non si muovono le ali, se non si muovono così, tu a chi dai sta valore? Cioè, sta incontrando una squadra che si è chiusa in difesa, che sta facendo l'uomo contro uomo praticamente alla Gasperini, perché così alla fine Sarri ci ha vinto 2 volte in faccia, ed è questa la cosa che mi fa andare più in freva, cioè il gioco sarriano, lo spettacolo, il comandante, e invece ci batte con le armi delle piccole, e ci ha avuto ragione lui, perché lo fa una volta e possiamo dire che è casuale, se lo fai una volta perché Vesino così, e stavolta invece il secondo tempo hanno strameritato, dobbiamo essere onesti, hanno strameritato di vincere, dovevamo stare molto più avanti nel primo tempo, classico Napoli che non sfrutta tutte le occasioni a dovere, ma nel secondo tempo non ci hanno fatto capire niente in contropiede, non ci facevano giocare bene e ripartivano bene, e noi buchi, proprio grandissime praterie. Ragazzi, siete 844, quanti like ci stanno? Perché se siete 800 dei miei, c'hanno sta 700 like, se no ci sono i tifosi avversari zitti che guardano, e c'hanno ragione anche loro, perché il Napoli era troppo forte l'anno scorso, troppo invincibile, si sono fatti fegati amari, e adesso tocca a loro venire un attimo a divertirsi. Hanno ragione, avete ragione. Oggi tutta la squadra era spenta, troppo lunga, e ci siamo stancati subito. Kvara l'ho visto spento, l'unica cosa che mi dava conforto era l'idea del tuo sfogo. Amico mio, eccomi qua. Martino, eccomi qua. Io non lo so quanto spento fosse Kvara, cioè nel secondo tempo sì, non gli è arrivato più in pallone, è un po' sparito, però nel primo tempo ha fatto quello che voleva. Marusic con i mal di testa, tunnel, spunti, tiri, assist, ha fatto veramente, l'ho visto questa partita, Kvara è tornato, venitemi a dire adesso che Kvara non se lo sono imparato. Il primo tempo e il secondo tempo di Napoli molto diversi. Il 4-4-2 finale non risolve, incasina. Lazio-Napoli 1-2 dello scorso anno, stesso periodo, fame diversa. Lazio viene da 2 sconfitte, noi un po' stanchi, un po' abituati a vincere. Garcia primo anno calma, sono d'accordo. Stanchi, sì, voglio capire se siamo stanchi mentalmente o il fatto, vedi, abituati a vincere, a capire il discorso che facevamo tutti, il problema della fame, essere sicuri che questi ragazzi sono ancora affamati, oppure a un certo punto vabbè dai, sta partita è andata. Ecco perché io dico piano quando subito Garcia out, eccetera eccetera, bocciamo i giocatori subito così, però mi fa piacere se alziamo qualche critica, teniamo il livello di attenzione alto e diamo ai ragazzi questa responsabilità, diamo a Garcia la responsabilità. Garcia lo ha detto, quindi lui lo sa benissimo. Mi avete fatto vedere che siete fortissimi l'anno scorso, questa è la barra, la voglio vedere alta così. Quindi non dobbiamo essere estremi, però non dobbiamo dire nemmeno vabbè è successo un caso. Alziamole le critiche se le dobbiamo alzare, ragionando, vedendo i dati, riguardando le partite, perché al momento la partita è tosta e le emozioni ti fanno vedere anche cose che non esistono. Alziamole delle critiche, teniamoli sulle spine, perché non vorrei quello che tu chiami abitudine a vincere sia un po' di appagamento, che poi in altre partite non lo vedremo. Però quando va tutto bene. Quando invece vai sotto, attenzione, c'è quella ferocia, Osi si va a prendere subito il pallone, lui ce l'ha, però Osi non sta in mezzo al campo, capisci? E devo ringraziare, mi sa, un altro amico che mi onora, Lucio Amato. Ciao Vale, saluti da Scafati con l'amico Alessandro. Grande. Ripartiamo dal primo tempo, spero il secondo tempo sia dovuto ad un calo fisico troppo lunghi. Speriamo, Lucio, speriamo, perché non lo so, secondo me troppe cose sono successe nel secondo tempo. Il gol subito preso, non sei riuscito a reagire subito, poi una serie, pure tutti i gol quelli là annullati, cioè abbiamo pigliato 4 palloni oggi, ragazzi, 4 palloni per centimetri non sono andati, ma i concetti di gioco erano sbagliati.
Grazie mille amici. Grazie mille amici. Non ho mai visto una squadra cambiare così dal primo al secondo tempo. Ma Luis Alberto l'anno scorso fece la stessa identica cosa, il velo per la mezzala di inserimento. Non li studiano gli avversari prima di scendere in campo. La giocata l'avevo vista 10 anni fa, si vedeva che avrebbe fatto quella cosa là, perché poi lui è intelligente, sa che non sta in una posizione per essere pericoloso e sanno gli altri che devono andare a chiudere, e quindi questo sì. E lì io quando vedo queste azioni qua mi piacerebbe vedere l'azione dall'alto, perché non vedo dove sta Anghissà, non vedo se potevano recuperare, se erano tutti sbilanciati in avanti, perché quando perde palla Zielinski, dov'è Olivera ovviamente, mi chiedo, e forse stava avanti aspettando un passaggio di Zielinski, perché poi il Napoli lo esaltiamo quando manda Di Lorenzo dentro, quando manda Olivera dentro, sì, ma devi essere in grado di recuperare e avere le preventive belle fatte quando perdi palla, è chiaro. Quindi va rivista. È mancata la pazienza, come succedeva anche nei momenti difficili l'anno scorso, di costruire basso e bucare gli avversari metro dopo metro, troppi cross da dietro. Il cross, se non è fatto dal fondo, diventa prevedibile, poco divertente ed efficace. Primo anno di Cassia, ok, però perché con la squadra in affanno, soprattutto il centrocampo, fai solo 4 cambi su 5 e non fai entrare Elmas? Queste sono domande che spero gli arrivino in conferenza. Al di là dei 4 cambi, al di là di Elmas, abbiamo chiaro quello che è il piano B con certi tipi di squadre. Non lo so. Io mi aspettavo, onestamente, io mi aspettavo, fammi rifrasare, non mi aspettavo, ma mi sarei auspicato l'ingresso. Vuoi far entrare Raspadori, va benissimo, però lo fai entrare oggi al posto o di Zielinski o di Anghissà, perché per me stava giocando bene Lobotka e non l'avrei tolto da lì dalla regia. Lobotka Anghissà o Lobotka Zielinski, un po' leggerini, ma tu devi recuperarla sta partita, ci metti Raspadori vicino a Osi e lasci Kvara in campo, perché quando mi togli Kvara, poi Garcia ti dirà Kvara non aveva i 90 minuti nelle gambe, viene dall'infortunio, la forma fisica. Non lo so, non ho i dati, non lo posso sapere. Però quando mi hai tolto Kvara e mi hai messo Raspadori si è spenta quella fascia, non c'era più problema. La Lazio ha detto vai, è fatta. Non c'è dubbio. Di nuovo la canzone Fragili mentalmente. Se c'ero io a porta non cambiava nulla, prendevo pure io 4 gol. Il discorso Meret ovviamente lo dobbiamo fare. Non lo so quanto sia colpevole sul gol di Tacco, perché là ti arriva all'improvviso, forse devi anticipare, non lo so, perché il gol di Tacco è una genialata. Lo ritengo su quello di Zaccagni, che poi viene annullato. Quello di Camada non lo so, mi sembrava ben angolato, ma quello di Zaccagni là si inginocchia proprio prima e permette a Zaccagni di farlo quando stava per rialzarsi. Quell'altro, il gol di Genusi, pure un po' deviato da Mario Rui, però non le ha fatte le parate oggi, quelle là che tu dici Meret. Sotto il profilo mentale la partita prendeva dalla nostra parte, pareggio immediato e secondo gol annullato. Sì, guarda, il secondo gol annullato non lo so, il pareggio immediato sicuramente ti dovrebbe dare quella forza. Secondo gol annullato, i 2 gol annullati non lo so se ti dà la forza o ti dice, certo dici pericolo scampato, però il primo, se ti fanno pure il secondo, secondo me dentro di te la consapevolezza è oggi non si vince, cioè oggi questi come entrano ci fanno gol. E c'è andata bene, ma poi non hai nemmeno la forza di attaccare più con coraggio, perché l'hai fatto, ma l'hai fatto con un po' di confusione, senza quella convinzione. Non lo so. Primo tempo top, Davide. Secondo tempo flop. Condizioni atletiche del secondo tempo imbarazzanti. Se non sei ancora al 100% bisogna dosare meglio le forze. Ecco, dosare le forze. Lì chiedere ad Anghissà, che secondo me è il maestro nel dosarsi e nel gestire le energie. Non lo so, tu dici Davide che nel primo tempo abbiamo dato tutto quello che avevamo e poi siamo venuti meno, e se è così 45esimo al 50esimo al 55esimo devi fare entrare molte più persone, non solo Raspa e Rui.
Devi farle entrare tutte, se ti sei reso conto che siamo proprio in affanno. Se se ne è reso conto. Lazio difesa organizzata e contropiede, noi stanchi e con pochissima organizzazione in difesa. È chiarissimo già dalle prime partite che ci sono gravi lacune in difesa. La sconfitta doveva arrivare prima o poi con questo assetto poco equilibrato. Nathan, l'abbiamo detto, si stava scaldando oggi. Si stava scaldando. Nathan Garcia è stato chiarissimo. Non è pronto. Cosa significa non è pronto? Che tu ti siedi a tavola e il piatto non arriva. Capite cosa significa non è pronto? È pronto? No, non è pronto ancora. Stiamo ancora cucinando. Ma allora se ti vuoi sedere e aspettare, cioè i tifosi del Napoli, se vogliono stare lì a sedere e aspettare di vedere Nathan, l'aria, vi guardate l'aria, perché Nathan non è, perché Nathan è un prospetto per il futuro, perché Nathan deve capire il calcio italiano, perché non credo che Nathan sia in questo momento meglio di Juan Jesus, non credo. Magari mi sbaglio, magari si sbaglia Garcia, magari si è sbagliato il Napoli a comprarlo. Non credo che in questo momento Nathan risolva quello che abbiamo visto nel secondo tempo, non credo. Secondo me i cambi andranno fatti a centrocampo e non in attacco, troppo evidente la difficoltà del centrocampo nel secondo tempo. Ciao Luigi, sono nuovo, ti vedo perplesso su Garcia o sbaglio? Luigi, io ho fatto sei nuovo, quindi non lo sai. Benissimo. Per fortuna YouTube conserva tutto, quindi noi non possiamo dire sciocchezze, non possiamo dire ero contentissimo di Garcia dopo le prime 2 vittorie e non possiamo nemmeno dire no, io l'avevo detto, sarebbe stato un disastro da subito. No, io quando il Napoli ha annunciato Garcia ho avuto un colpo al cuore, perché mi stavo abituando all'idea di Galtier, mi ero studiato tutta una serie di altri allenatori che mi affascinavano un po' di più. Garcia, onestamente, vieni dall'Arabia, mi sembrava un pochino fuori dai radar generali, non ero contentissimo onestamente. Poi, sentendolo parlare, sentendolo come si è presentato, mi è piaciuto come comunicazione e mi è sembrato un allenatore credibile nello spogliatoio. Lo ritengo un allenatore credibile. Cioè i ragazzi non è che lo guardano e dice ma chi sei la prima volta che fa questo mestiere? È meglio che facciamo tra di noi con gli insegnamenti di Spalletti dall'anno scorso. No, io credo che Garcia sia un allenatore preparato, che studia, altrimenti non ti metti a 3 contro il Manchester City quando alleni il Lione, non ti metti a giocare contro il Real Madrid. Studia anche a seconda degli avversari. Contemporaneamente mi è piaciuto sicuramente come comunicazione, come essere tosto quando devi essere tosto, dritto al punto. Qualche perplessità rispetto a quello che avevamo visto con Spalletti io me la mantengo, ma abbiamo tutto il diritto di mantenercela, perché abbiamo visto anche nella costruzione della rosa, magari Garcia l'ha voluta proprio così, magari De Laurentiis ha detto così si fa la rosa, devono essere tutti jolly, tutti intercambiabili. Quando tu fai la costruzione della rosa con questi jolly, cioè Raspadori non sai bene dove finisce, Lindstrom non sai sicuro dove finisce, Elmas non sai sicuro quanto giocherà, tutti questi jolly, Ostigard a centrocampo, tutti questi jolly un pochino di preoccupazione me l'hanno lasciata. O Garcia ha accettato a occhi chiusi quello che ha detto la società, non ti preoccupare, mo ci organizziamo, oppure era proprio quello che voleva. Il Napoli, quando gli lasci un po' troppa libertà, in generale, non è il nostro forte, diciamo, di solito. Sono volati tantissimi messaggi e sono lento, mi chiedo scusa perché ovviamente la serata è quella che è. Difesa fuori posizione troppo spesso. Hai ragione Vincenzo. Eravamo tutti storti quando ci ripigliamo. Perché? Perché eravamo sbilanciati per recuperare la partita e quando poi perdevamo palle in maniera banale stai tutto storto e devi fare di conseguenza. Quindi le famose preventive che diceva quello che a voi non vi piace non sono state fatte benissimo. Devi annusare il perché non abbiamo annusato. Dimmi che pensi in inglese senza dirmi che fammi rifrasare. Ah già. Yeah, let me rephrase that. Esatto, Valentina. Perché poi quando poi sale il sangue in testa,
c'è stato un periodo nei primi 4-5 anni che stavo qua che ai momenti di grande emozione mi venivano le cose in napoletano. Adesso nei momenti di grande emozione mi viene più immediato pensare in inglese. In questo momento io sono molto emozionato, nel senso che sono teso, sono ancora caldo della partita. Perché Anghissà non tira neanche all'interno dell'area? Perché è girato ed è diventato virale quel tiro di Anghissà in allenamento dove ha colto un satellite che stava a Castel di Sangro, e secondo me il ragazzo non vuole fare più brutta figura. Sono ragazzi social, ognuno poi vive i social in maniera diversa. È self-conscious, mi viene in inglese, self-conscious, se tiene paura di te, non sei convinto dei tuoi mezzi nel tirare, e allora invece che fare brutta figura preferisce fare un passaggio in più e andare in aria. Io più che con Anghissà, che lo capisco, è Lobotka che me la prendo, perché stavi troppo vicino alla porta, là devi provare di sinistra, di punta, c'era troppa folla per fare il passaggio a Osi. Mi dite un attimo i like, ragazzi? Vuole diventare famoso Enrico Bonocore? Siamo prontissimi, eh? Cafat, Kite. Sono corsi troppi messaggi. Vabbè, dategli il benvenuto così. Sono usciti gli XG. Mamma mia, che brutto, pochissimo. Lazio 1, quindi potevamo pure pareggiare. Però quello che mi interessa è gli XG, infatti adesso lo controllo. Quindi una partita di equilibrio, ma sai perché, Francesco, esce così l'XG? Perché poi tutte quelle là annullate, gli XG non risultano. Tutte le azioni annullate per centimetri di fuorigioco non risultano. La Lazio ovviamente ha pochi pallini. Quello che mi interessa è la timing chart. Esatto, è questa che mi interessa oggi. Salva l'immagine. Timing. Quello che mi interessa oggi è questo qua. Vediamolo un attimo. Vediamolo insieme. Perché qua si capisce la differenza tra il primo tempo e il secondo tempo. Ovvero, vedete che la Lazio non aveva creato niente fino al 30esimo. Poi schizza in avanti perché il gol di Luis Alberto è talmente ravvicinato che ci superano, perché il Napoli... Però avevamo creato solamente noi per 30 minuti. Dopodiché il Napoli si rimette un po' in pari, avvicinandosi fino al 45esimo. Dopodiché c'è equilibrio. Perché? Perché le azioni della Lazio non escono. Però il primo tempo la sensazione di aver fatto bene è quella lì. Alessandro. Ventura. Che poi qualcuno sta dicendo Ancelotti, qualcuno sta dicendo Gattuso. Mamma mia, sarà uno stillicidio questa settimana, 2 settimane, no, non ce la faremo mai. Alessandro, ti abbraccio e ti bacio, e almeno tu sei originale, perché invece di dire Gattuso, invece di dire Ancelotti, dici Ventura, e io te ne aggiungo un altro, perché Ventura magari i più giovani se lo ricordano meglio. Io ricordo Ulivieri. Ulivieri, palla alta su Murgita, sperando che Bellucci intorno potesse fare qualcosa. Palla altissima su Murgita. Grazie mille anche a Virgilio, buonasera a tutti, complimenti agli amici laziali per il nostro Napoli, spero che si prenda come lezione, a imparare e migliorare non si smette mai. Esatto Virgilio, esattamente, il nostro amico Virgilio che dalla Germania l'ho messo a studiare perché ci deve riportare sul Berlino e ci deve dire se l'Union Berlino che tipo di pericolo ci può consegnare, e vediamo un pochino. Grazie mille Virgilio, sempre carino. Io ho visto una squadra completamente divisa in due, ogni ripartenza loro era un gol certo. Esatto, molto spaccati, però ricordiamola questa cosa e mi fa piacere dirlo. Secondo me il problema del Napoli di oggi è la mancata riaggressione, cioè la convinzione di quando tu perdi palla, la riaggressione feroce. Secondo me questo è il punto più importante.
perché anche con Spalletti io dissi 2 anni fa e l'anno scorso, attenzione, noi stiamo rischiando molto spesso di lasciare Lobotka completamente solo là dietro, perché saliamo tutti con la pressione e ci possono fare affette perché c'è la voragine. Fammi ringraziare Lino Bailo, mi ricorderò di dire questa cosa. Mancata riaggressione. Secondo me questo è il punto. Poi vediamo se ho ragione, se sto dicendo una stupidaggine. Andiamo. Allora, Lino, generosissimo, siete proprio la mia salvezza, perché mi fate risollevare proprio il morale con la vostra amicizia. Anche col Frosinone non sbilanciati. Col Sassuolo abbiamo vinto in superiore. È vero, c'è da considerare anche quello, che la partita è diventata immediatamente facilissima perché si sono fatti harakiri. Stasera Garcia deve rivedere un po' di cose, ci vuole pazienza. Mi sembra un messaggio giusto, mi sembra un messaggio equilibrato di chi si vuole chiedere che cosa è andato storto, perché non può andare tutto bene, Madama la Marchese. Non possiamo dire non è successo niente, siamo fortissimi, sarebbe un illogico. Invece no, ci chiediamo perché sbilanciati, la superiorità, sono state 2 partite che ci hanno illuso della nostra forza, adesso ci stiamo illudendo della nostra debolezza, ci chiediamo un po' di tutto. Garcia deve rivedere un po' di cose e mi sembra giusto, ma anche un po' di pazienza, perché se diciamo Garcia out, facciamo il volere di ADL. Mamma mia, l'ho detta grossa. È così, è così. Se diamo subito la colpa all'allenatore, tutto, vuol dire che ADL ha fatto tutto bene. E si toglie le responsabilità che invece si deve prendere anche lui, perché quando le cose vanno bene tutte, Spalletti, i giocatori, la società, tutti salgono sul carro e tutti esultano e si prendono gli applausi. Quando le cose vanno male tutti si devono prendere anche i fischi, tutti, non escludiamo nessuno, perché le responsabilità, e soprattutto quando sei un uomo solo al comando, perché è così, perché è onesto dire così, quando sei un uomo solo al comando non è che te la puoi prendere con Meluso, te la puoi prendere, ce la siamo presi con Giuntoli quando Younes i problemi con la nonna e con il nonno, abbiamo detto Giuntoli, perché era l'uomo delegato a. Adesso fai tu tutto di prima persona, c'è Micheli, è una scelta che ho detto che è un po' rischiosa. Se la vinci sei il maestro, ma se non la vinci stai rischiando. Grazie Lino. Allora, cerco di prendere messaggi a volo, ragazzi, se vedo gli stessi nomi è colpa mia. Secondo te contro il Genoa si può inserire Nata dal primo? No, secondo me no, non ha senso. Baby Fox, pochini sti like, hai ragione Baby e grazie per la tua presenza. 572 vuol dire che ci sono almeno 200-300 che stanno guardando, godendo della cosa. Chiamate i vostri cugini e fateli iscrivere a YouTube e fate arrivare più like, perché non è giusto. Osi non ci stava con la testa. Umberto, allora ti dico che anche nelle partite precedenti il contratto non era confermato e non era firmato. Dove sta? Voglio riprendere la domanda. Ecco qua. Osi non ci stava con la testa. Non lo so, io ho visto lo stesso Osimhen delle altre partite, cioè meno sorrisi, sempre con foga, eccetera, eccetera, convinto di spaccare tutto, a volte spacchi, a volte no, perché questo è Osi. Io non ho visto nessuna differenza rispetto alle altre 2 partite, rispetto a Osimhen, cioè alcune cose impreciso, alcune cose frettoloso, qualche fuorigioco di troppo, l'Osimhen che conosciamo, l'Osimhen capace di grandi cose e l'Osimhen capace di qualche sciocchezza, è lo stesso uguale. Il contratto non è ancora firmato, questa è una notizia che dobbiamo dare perché qualcuno pensa che è già stato firmato, e questo è un errore della stampa napoletana, che danno per scontato tutto e fanno poi passare le cose come se fossero fatte. Stasera si capisce quanto un allenatore che non rispetta un contratto crea un danno alla società. Quest'anno programmazione in ultra ritardo, ovviamente tutti hanno responsabilità. Programmazioni in ultra ritardo, esatto, è importante che tu dici tutti hanno responsabilità. Io capisco quello che dici, un allenatore che non rispetta il contratto che non danno alla società, sì, Danny, però lo sapevi a maggio,
non l'hai saputo a settembre. Oh, lo sapevi a maggio. Io, onestamente, chi mi ha seguito lo sa, io l'avevo molto prima, avevo unito i puntini. Spalletti vuole farsi questo anno alla grande e poi ci saluta, se ne vuole andare da vincitore, speriamo di vincere. Si era capito da subito che non si potevano guardare i due, si era capito benissimo. Quindi magari sei stato sorpreso perché pensavi che la penale potesse bloccarlo, benissimo, ma quando a cena a maggio lui ti dice me ne vado presidente, pago quello che devo pagare, non ha importanza, resto fermo, non ha importanza, non ci voglio rimanere qua per una serie di motivi che sono i miei e solo i miei, tu a maggio già lo sapevi, quindi potevi programmare alla grande, non si può dire che Spalletti che non ci ha fatto programmare, attenzione. Non trovi che il Napoli abbia cercato troppo la soluzione centrale allargando poco il campo? Sì. Osimhen parla troppo e cazzia troppo i compagni, piano perché è un campione, ma si sta montando la testa. Il pericolo c'è ovviamente, però è anche il suo, è quello che abbiamo detto. Massimiliano sta diventando leader. Essere leader significa incitare i compagni, significa essere punto di riferimento, ma significa anche fare qualche cazziata. Fa parte del ruolo suo. Se lui si sente quello decisivo che può spaccare tutto, è chiaro, sbaglierà anche lui. Sai chi è uguale? Proprio Lukaku con l'Inter, Lukaku quello là che cambiava, che faceva la differenza. Lukaku era insopportabile da vedere per i compagni, l'ho guardato molto attentamente. Se non gli arriva la palla col contagiri, Lukaku fa sempre così, sto qua, che non me la dai, ma Lukaku insopportabile sotto questo punto di vista, nonostante i gol che si mangiava, nonostante è un fatto di indole. Osi non lo so sulle cazziate, perché alle volte si mette le mani nei capelli anche quando lui non faceva parte dell'azione e uno sbaglia magari un tiro solo lui alla porta. È proprio un modo suo di reagire che è sempre over the top. Fa parte della leadership che lui si è dato da solo e che si è preso onestamente. E pro e contro, ovviamente pro e contro della cosa. Pure già ieri, esatto Micco, hai ragione. Già ieri lo sta facendo da nuovo arrivato con la Roma. Speriamo che possa essere un problema, però sono pregi e difetti di questi grandi campioni. Tra tutte le prestazioni di stasera possiamo dire che Rachmani è da aprile, quindi già con Spalletti che commette errori su errori in fase di impostazione, con i cambi di gioco aggiunti male. I cambi di gioco che poi non sono una sua specialità, quindi se tu costringi a Rachmani a fare questi lancioni, non fa parte del suo repertorio. Tu se li fai giocare semplici, più semplici li fai giocare, quelli là che non hanno una tecnica sopraffina, meglio è. Ora non lo so se dobbiamo tornare fino ad aprile, qualche sbavatura l'avranno fatta tutti nel corso del campionato scorso. Adesso ovviamente siamo un po' più attenti perché abbiamo paura che siano venuti meno degli equilibri, dei punti di forza, e vogliamo subito cercare. È una come si dice, è una reazione naturale del tifoso. Il tifoso non fa sempre per accusare, lo fa per cercare una soluzione, lo sa perché aspetta, penso di aver individuato, se risolviamo, già abbiamo risolto, è meglio che sì, ecco la soluzione. Lo so che è così, lo so. Allora, per sdrammatizzare, Lino Bailo, il centrocampista che deve fare il difensore, il mezzone la mezzala e viceversa, Garcia la Zalanù. Ma tu non hai poi così torto, certo lo dici come battuta per sdrammatizzare, ma questo era alla fine il pericolo del famoso calcio liquido. Grazie sempre Lino. E questo era il pericolo, che tu invece di ripetere degli esercizi che poi ti portano anche ad essere più sicuro, a giocare a memoria, ti può portare anche alla noia, lo abbiamo detto con Sarri, però ecco, se cambiano i ruoli serve un po' di tempo per assimilare gli spazi, le distanze con i compagni e con gli avversari. C'è un po' di casino, si può dire.
Lezione tattica: quando ti metti col doppio attaccante, ovvero 4-2-4, dietro cosa succede? Che gli esterni bassi si schiacciano su quelli alti creando voragine in mezzo. Conseguenza 300 scambi tra JJ e Amir. 300 scambi tra JJ e Amir, oppure la costrizione che a un certo punto devi lanciare. Quando tu lanci ci deve essere poi l'aggressione, perché è normale quello che dici ed è giusto. Se tu sei molto sbilanciato ci deve essere la riaggressione subito. Ecco perché parlo della mancata riaggressione e mi riporti al discorso tattico che vi dicevo prima. Il Napoli può perdere palla, perché tutte le squadre possono perdere palla, capita la zolla, capita la serata in cui non hai sensibilità col pallone. Dove l'anno scorso noi siamo stati feroci, perdevi palla, boom, gli avversari non avevano il tempo di respirare e di impostare un contropiede e di farci a fettine. Come fai a fettine se tu sei sbilanciato in avanti? Se Di Lorenzo sta a mezzala, se Olivera sta oltre Kvara, se abbiamo fatto salire Anghissà, se è salito Zielinski, è chiaro che è rimasto solo Lobotka dietro. Situazione in cui gli avversari possono approfittarne, a meno che nel momento esatto in cui tu perdi palla, partono le calamite, si azzeccano tutti, uno che va sul portatore di palla, gli altri coprono tutti i possibili scarichi sugli altri avversari, perché poi basta un triangolo e ti vanno in porta. La riaggressione era quello che era fondamentale nel Napoli, e per fare la riaggressione serve anche condizione fisica. Quindi sotto questo punto di vista la mia speranza è che manchi la condizione fisica per fare una riaggressione alla Napoli, che è stato secondo me la chiave di volta dell'anno scorso, perché ci potevano fare i contropiedi in faccia, perché anche l'anno scorso attaccavamo sempre così con tanti uomini, però non ce lo potevano fare perché tu riaggredivi subito, o mandavi la palla in fallo laterale o la recuperavi pulita. I falli non li facciamo, perché ancora questo non l'abbiamo imparato, che bisogna fare falli. Oggi non riuscivamo nemmeno a fare falli perché eravamo lunghi, distanti dagli avversari. La riaggressione non ha funzionato, di conseguenza ci entravano con la qualità anche di passaggi nello stretto, o comunque passaggi tecnicamente validi, perché la Lazio è tenera, i giocatori non possiamo dire che non ce li ha. Ecco che secondo me è successo così. Quindi la domanda che va fatta a Garcia stasera è: credi che sia una questione di condizione fisica, che il Napoli non riaggredisce più con quella convinzione, oppure tu hai chiesto ai ragazzi di essere un po' più prudenti? Perché Garcia ce l'ha detto: se non stiamo bene fisicamente si può anche pensare di giocare un po' più bassi. Però si è fatta via di mezzo. Si è fatta la via di mezzo. Garcia vuole fare il fenomeno. Kvara gioca troppo accentrato, per me deve giocare sulla linea e puntare stile anno scorso. Raspa esterno e giocare in 10, si faccia un bagno di umiltà il mister. Non lo so se Kvara gioca troppo accentrato, onestamente. Vedremo domani le posizioni medie. Io Kvara l'ho visto partire dalla linea e puntare proprio uguale all'anno scorso nel primo tempo. Poi ogni tanto cambia posizione, è stata anche la soluzione che poi ti ha fatto segnare il secondo gol con Sassuolo. Kvara che te lo ritrovi al centro e scompagina tutta la difesa. Secondo me non l'ha messo accentrato troppo Garcia. Secondo me è partito dall'esterno così come sempre fa. Dopo questa partita e sul lungo, Vale, dobbiamo preoccuparci. Premetto che non ho visto la partita a caso lavoro. Sarebbe sfizioso vedertela, Giuseppe. Lo so che è difficile recuperarla, soprattutto la partita che hai perso, però io vi prometto che lo farò, perché la differenza tra primo tempo e secondo tempo è abissale. E tutto merito della Lazio che si mette meglio in difesa? Ve lo farò sapere domani. Ve lo farò sapere domani. Ragazzi, scusate ma leggo cose assurde. È colpa di Meret, Lobo troppo lento, Elmas non è entrato, è stato solo un secondo tempo sottotono. Quando non hai le forze ti allunghi e questo è successo. Esatto, Francesco, io questo voglio capire, se è questo che è successo, cioè che non avevi le forze, o se c'è di più. Facciamole delle domande. Io la ritengo una cosa positiva farci delle domande. Quello che dice Luigi, non ho visto la vena sul collo, è quella probabilmente la riaggressione che dici tu. Da Vince, benvenuto sul canale. Ragazzi, lasciate i like. Terza maglia out, hai ragione.
non ha portato benissimo la maglia nera elegante, ma a peste, perché la maglia nera... Poi se non sbaglio la maglia nera anche l'anno scorso l'abbiamo utilizzata poi pochissimo, dico bene, non ha portato benissimo. Considerazioni su Lindstrom, sensazione che ami giocare più da interno che esterno. Davide, tu veramente mi insegni. Ed è così. Poi ci finisce esterno. Ecco, secondo me è proprio l'opposto di Kvara, che parte da esterno e poi finisce interno per movimenti naturali con il piede forte. Lindstrom è un po' al contrario di Kvara. Finisce esterno perché l'azione, soprattutto se si allarga sulla destra con il destro, la conduzione col destro, ti porta ad andare verso l'esterno, ma lui trequartista. Ecco perché mi si parla di programmazione, e io vi dico, e mi prendo tutte le responsabilità della cosa, il Napoli pensava di cedere Zielinski. Non sappiamo se il Napoli ha tirato troppo la corda o se Zielinski ha rifiutato, o entrambe le cose, non lo sappiamo. Convinto di perdere Zielinski, trova in Veiga il talento al di là della posizione in campo, perché se tu vendi Zielinski c'hai Elmas, se tu vendi Zielinski è il momento in cui fai esplodere Elmas, non c'è dubbio su questo. Hai preso Cajuste, che ti può fare un po' il Lobo e un po' l'Anghissà nell'idea generale, perché Cajuste giocava anche a 2, quindi ce l'ha la possibilità di fare tutte e due le cose. Hai individuato Veiga come prospetto che poi spacca il talento, ne avevi già parlato, questo è il momento di farlo, abbiamo i soldi di Zielinski. Saltato Veiga, qual era l'altro prospetto che avevamo studiato? Fammi vedere il taccuino di Giuntoli. Lindstrom! Andiamoci a prendere Lindstrom, che abbiamo finalmente convinto il PSV a cedere Lozano. O possiamo mettere là, perché Lindstrom è un altro. Ricordatevi i giornali che cosa dicevano di Lindstrom quando l'interesse era della Juventus. È il nuovo Kakà, assomiglia a Kakà. Kakà era esterno destro? Direi proprio di no. Kakà era un centrocampista avanzato che all'interno, tra le linee, ti faceva la differenza. È il nuovo Kakà. Il Napoli quindi sa che questo ragazzo, perché l'abbiamo visto che c'ha talento, è veloce, c'ha dribbling, però come tatticamente è difficile da inquadrare. Per questo la domanda di Davide è importante, per questo il calcio liquido è difficile, per questo io non dico, non mi riferisco a questa sconfitta, ma questa sconfitta ti permette di fare delle riflessioni, un po' più profonde. Vediamo se tutte le cose che abbiamo detto fino a mo' sono riflessioni profonde o se non è vero niente. Guido, benvenuto, leggo Lino e poi ti lascio la parola. Abbiamo pochi giocatori veloci per la riaggressione contro un Milan in questo momento e squadre sempre più veloci. Questa filosofia di gioco mi lascia qualche dubbio. Guido, io ho parlato della riaggressione che è mancata. Dico bene, dico male, cos'altro hai visto? Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Verio. Buonasera, nel senso proprio buonasera riaggressione. Nel giorno... Ti sento basso, è possibile? Come mai? Senti meglio adesso? No, era un problema mio, vai liscio. Nel giorno dell'annuncio ufficiale di Spalletti sulla panchina della nazionale, il Napoli perde la sua prima partita da campione d'Italia. L'anno scorso ha impiegato 16 partite per perdere il Napoli, quest'anno ne sono bastate 3. La partita del Napoli dura 18 minuti, poco più, poco meno, non stiamo a vedere il centimetro, e dobbiamo dire che inizia anche bene, con velocità. Tant'è vero che la Lazio ha un po' di difficoltà anche a fare fallo.
non c'è quell'aggressività che dicevi tu nel riconquistare palla, ma non ne aveva neanche bisogno, proprio perché c'era una grande circolazione veloce e di qualità della palla, nonostante, e questo è il primo appunto che dovremmo analizzare, poi dobbiamo chiederci se aver escluso Lobotka dal nostro gioco ci porti più benefici o più danno. Ma tu sei convinto che è escluso Lobotka dal nostro gioco? Io lo vedo che comunque si fa vedere in mezzo ai due centrali. No, Valerio, nel primo tempo Rachmani ha toccato 60 palloni, Juan Jesus 52, Zelinski 42, Kvara 36, Di Lorenzo 35, Lobotka 34. Sapevo allora, che mi avresti me li sono segnati. Sui numeri non si può parlare, perché invece col Sassuolo Lobotka ha fatto gli stessi tocchi di Anghissà e di Juan Jesus. Poi la Lazio fa un gol dove Oliveri è fuori posizione e anche se recupera, attenzione, ormai ha concesso proprio il fondo nella zona pericolosa, la palla filtra tra lui e Juan Jesus, Meret ci mette 227 anni ad andare a terra e prendiamo gol, e da quel momento la partita è più brutta della maglia brutta che indossa il Napoli, ma questa è colpa mia perché io non amo il nero, è proprio vietato in casa mia. Una delle prime cose che dissi all'amore della mia vita: non devi indossare nero, io poi non sono il maschio padrone, eccetera. Tu sei troppo bella per indossare il nero. Massimo il più scuro, mi ricordo. Sì. Io ho detto che avevo visto nelle prime partite un Napoli lungo per troppi tratti della partita, bisogna capire se la condizione di gioco, se qualche movimento che ancora non è oliato, o se è una scelta dettata dalla voglia di verticalizzare più l'azione, ma con una squadra con la Lazio che era in crisi, e per la Lazio questa era una partita decisiva, perché perdere significava, oltre che entrare in crisi, avere 3 sconfitte e sole 3 partite, altro che il campionato è lungo, il campionato è breve. Per Napoli è una partita che indirizza il campionato, lo indirizza negativamente, Valerio. Chiaramente non è per io sono un inguaribile ottimista, non è mi tirerò critiche e disfattismo, ma questa è una partita che pesa più di 9 punti per il Napoli. Cominciano ad essere 3 partite e 3 elementi che si ripetono. Il Napoli in questo momento ha 75% di percentuale realizzativa passiva, che è una percentuale mostruosa, non vai da nessuna parte. È vero che prende pochissimi tiri, ha preso 16 tiri, 4 in porta, però prende gol con una facilità impressionante, e considera che oggi solo la sfortuna per la Lazio, la fortuna per noi non ha dato un passivo. La vittoria della Lazio, una Lazio in crisi molto farraginosa, attenzione, non ha dato dimensioni più epocali, sarebbe stato un 1-4 anche pericoloso. Tutti hanno diritto alla loro opinione. Per quanto mi riguarda adesso sulla carta è chiaro che il Napoli è fortemente indebolito dall'anno scorso. Si continua a dire che è la favorita dello scudetto, sarò l'unico in Italia che non la pensa così, però il Napoli non si è rafforzato nei punti dove era forte, anche perché si continua a considerare Lozano un pollo, e si è indebolito dove si doveva rafforzare, anche perché secondo me la strategia di De Laurentiis in questi 2 anni era molto chiara, quindi io non sono né deluso, né arrabbiato, né stupito, né meravigliato, era quello di abbassare il monte ingaggi. Lo scudetto è stato fortemente voluto e desiderato e studiato e cannibalizzato tra Giuntoli prima ancora, poi da Spalletti, ma per De Laurentiis è un incidente di percorso, non fatevi fare fessi. Quest'anno ha abbassato gli altri giocatori che erano pesanti su monte ingaggi, perché Lozano l'ha detto con grande onestà intellettuale, che sia non è una questione tecnica, a me piace il giocatore, è una questione economica. Zelinski è rimasto dimezzandosi l'ingaggio, ma lui non è un ingaggio altissimo, e abbiamo il punto interrogativo, quindi non abbiamo nessun giocatore, a parte Osimhen, che ha un ingaggio superiore ai 3 milioni, perché De Laurentiis deve riprendersi dai bilanci che sono stati fortemente negativi. Questo significa, ragazzi, che dobbiamo entrare in una mentalità molto serena se uno vuole godersi il campionato, che Napoli non vincerà lo scudetto, deve lottare col coltello fra i denti per entrare nei primi 4, e non è pessimismo, cioè se uno entra in questa mentalità vive il campionato con maggior gusto e serenità. Se pensa, come tutti quanti, siamo i favoriti, 20 punti, l'anno scorso partivamo da 14, abbiamo dato 30 punti, 50 punti, 75 punti, vabbè, continuando a sottovalutare gli altri.
che Kim sarebbe partito si sapeva da novembre, vi dico la verità. Diciamo che non è novembre, da gennaio, tra l'altro avendo una clausola non si andava manco in trattativa, che andava a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, a noi non interessava, tanto quella era la cifra, quella che vi avevo detto io, quindi si sapeva che bisognava prendere un difensore, lo si è preso. Può darsi che questo ragazzo diventerà il più forte difensore della storia dell'universo, altro che Beckenbauer, però per ora Garcia ha fatto sapere che è acerbo e non lo vuole chiaramente bruciare. Abbiamo risolto il problema del vice Lobotka, perché non abbiamo più Lobotka, che secondo me è stato il giocatore dominante dell'Europa nella scorsa stagione, imbarazzante proprio è stato il giocatore molto più forte, anche perché è stato più continuo, più decisivo, più costante di Kvara, che nel giro di ritorno ha avuto una forte flessione. Dobbiamo capire se poi quello del giro di andata è il giro di ritorno. Non abbiamo più il problema del vice Lobotka, perché detto Lobotka lo arginiamo dal gioco. Non abbiamo il vice Anghissà, sono punti interrogativi, cioè non abbiamo il vice Di Lorenzo. Sì, diciamo abbiamo mantenuto il ragazzo, quel ragazzo andava fatto giocare, non puoi tenere fermo un ragazzo, come non si capiscono certe operazioni, tu mi devi dire certi giocatori quando giocheranno, Valerio, cioè quando giocherà Zedakpa, cioè ha davanti Raspadori. No, Zedakpa se n'è andato, l'ha piazzato Melus. Zerbin, scusa. Zerbin è rimasto, sì. Scusate, pure io sono un po' stanco. Zerbin quando giocherà? Non è manco del vivaio del Napoli, cioè queste condizioni, capisco che tutti i colleghi parlano di altro eccetera, però è anche giusto che il ragazzo andasse a giocare, perché non è manco vivaio del Napoli, quindi non rientra manco di quei 4, no? È vivaio, diciamo, Italia, è dei 17, sì. Perché c'ha davanti Simeone, Raspadori, Kvara, Politano, cioè Elmas, cioè quest'anno, attenzione, potrebbero esserci molti musilunghi, per quanto non sia un mostro di simpatia quel famoso procuratore, e fu un'uscita infelice, tutto quello che volete, però io credo inopportuna, non ci andrò mai a cena, cioè, però io non credo che sia fasulla. No, io quello che ho detto è che poi l'umore poi dipende dalle partite. Se vinci le partite, quello che non ha giocato sta tranquillo, perché il compagno, e ho fatto l'esempio di Elmas, perché oggi che Elmas non fa un minuto perché entra il nuovissimo, lì finché le cose vanno bene, però io fossi Elmas onestamente nei suoi panni mi chiedo che fine faccio quest'anno, ed è naturale, dopo aver fatto 2-3 anni sempre da jolly con primario, te l'aspetti a un certo punto un po' di considerazione. Allora, noi siamo persone per bene, diciamo tu e io, poi io insomma, ho 25 galassie di difetti, però almeno che siamo persone per bene. Ci possono essere tantissime ragioni tecniche, tattiche o fisiche che possiamo non conoscere. Chiaramente la tua osservazione, che è anche la mia, è onesta e ragionevole. Potremmo anche dire Garcia si contraddetto rispetto a quello che ha detto in conferenza stampa, no? Che ha detto io devo rispettare chi è qui da quanto, non è che l'ultimo arrivato scavalca la fila, cioè. E comunque non abbiamo fatto una sostituzione, non è che dice erano finite le sostituzioni o lui o l'altro, mi serviva un giocatore più di attacco, per quanto Elmas è uno che va fino in fondo, penetra. Chiaramente penso che se dovessero ripetersi queste cose parlerà, che già non vuole firmare il rinnovo, un altro scontento. Diciamo, la sconfitta di oggi è pesantissima, ragazzi, cioè, non è compromessa il mondo, eccetera, ma attenzione, se voi pensate che Napoli quest'anno andrà a vincere lo scudetto anche con pochi punti di vantaggio, io ve lo auguro, me lo auguro, ce lo auguriamo, eccetera, ma sono molto dubbioso, anche perché l'anno scorso è successo un fatto importante, che quello che io vi dicevo, devono succedere determinate cose, no? Che quest'anno invece si è riequilibrato, no? Con le intercettazioni della parte civile e penale, perché la giustizia sportiva aveva detto tutto a posto. Comunque è scoppiato un bubbone, però, che Gravina diceva tutto a posto, deve ancora dirci che cosa andava a fare quelle cene. Però poi la cosa non solo si è ricollocata, noi dobbiamo dire che quello che è successo l'anno scorso è la più grande vittoria sportiva di qualunque sport nella storia, perché il più grande scandalo sportivo di tutti i tempi,
che si è risolto senza un solo trofeo, neanche estivo sottratto, senza un punto di penalizzazione quest'anno, senza nulla, sì, ok, 10 punti l'anno scorso, ma è un buffetto, e addirittura smontando la squadra che, io ve lo dicevo, attenzione, quasi continua a dire che il Napoli è leader e il Napoli sta accumulando ritardo. Mi è sembrato di sentire prima un amico Bellino, ha detto ma come siamo in ritardo? È un amico Bellino molto attento, era quello che dicevo io, perché gli hai tolto l'allenatore campione d'Italia, gli hai tolto il direttore sportivo, fortemente in ritardo sul mercato. Alla fine sono arrivati 2 ragazzini più un altro ragazzino nel Napoli, da che tu dovevi essere il leader bastavano 2 pedine volendo, ma anche tutti questi giocatori, un vice Lobotka e un altro giocatore, manco un vice di Lorenzo, 2 giocatori e il sostituto di Kim. Già questo piccolo mercato, c'erano i fondi perché siamo andati in Champions, premi, già insomma avrebbe puntellato il Napoli è fortemente in ritardo, adesso il mercato è iniziato, però dobbiamo capire innanzitutto questo è il modo di giocare del Napoli, allora deve essere molto più incisivo, perché deve segnare di più visto che concedere più gol, andando in conclusione, assolutamente, anche se è molto rischioso in Italia, perché in Italia non paga questo tipo di gioco, e ci ha rimesso le penne Benitez, che aveva questa filosofia molto aggressiva, 4-2-3-1 era lui, tra l'altro che giocatori, Caglion che fece 20 gol, oppure una questione atletico, o Garcia tornerà un po' indietro sui suoi passi, però ci aspetta un campionato difficile, abbiamo visto arbitraggi anche ieri, qualcosa che non è andato, ci aspetto un'annata difficile, io ve lo dissi che ero già propenso a quest'anno. E ci aspetta un'annata difficile, poi vedremo, perché me l'ha chiesto Tore, che so che me ne avete parlato nelle vostre chat, per fare un po' di chiarezza sulla questione campionato del mondo per club, ranking UEFA, perché anche lì possiamo dire un sacco di sciocchezze, però sì, un po'... ma non è la serata, Sì, non sì. interessa, No, non però interessa a nessuno. tienitele da parte, basta, Sì. se ci sono domande, osservazioni. No, secondo me il dubbio maggiore che stanno avendo i tifosi è la condizione fisica, cioè se effettivamente possiamo dare una spiegazione al secondo tempo, alla terza giornata non riuscire a correre per tutto il secondo tempo, distanze fra le parti lunghissime, 40-60 metri dall'avversario, su ogni ripartenza, questo mi spaventa. Sì, È sì, possibile che stiamo molto indietro come condizione? ma questo lo scopriremo, tra l'altro. Mo c'è la pausa delle nazionali che è deleteria adesso per noi. Ecco, qua io non faccio disfattismo, non è che dico abbiamo sbagliato preparazione, quello out, non lo possiamo sapere. Quello che possiamo sapere oggi, l'abbiamo visto, secondo tempo è stato devastante, imbarazzante, anche perché non è che avevi una Lazio in grandissima forma, gli bastava pochissimo, che la squadra fosse lunghissima, non ha giocato di nervi, non ha giocato di è sembrata molto disorganizzata, molto sfilacciata. Riguardati la partita e vedi quanto è stato sempre più isolato Osimhen progressivamente, alla fine poi non ha toccato nessun pallone, è quasi un senza voto la sua prestazione, quindi Sì. che siamo stati lunghi, ma progressivamente sempre più lunghi, non recuperavamo palla, non riusciamo a recuperare palla, eravamo totalmente in balia della Lazio, che ripeto è iniziato un po' male, infatti si è un po' preso a spavento dall'inizio del Napoli perché giocava male, però dobbiamo capire. Ecco, dalla prima partita alla terza c'è stato un peggioramento rispetto alle ultime partite. Siamo stati per più tempo più lunghi. È una questione non possiamo dire di stanchezza. Io ho sentito anche qualche collega, diciamo, la Lazio aveva più di motivazioni. E no, io questo non lo posso accettare. Sei campione d'Italia in casa, alla terza giornata voglio capire che già iniziamo con le storie, le motivazioni che sono figlie, usciamo dalle coppe. No, questo non è accettabile. La Lazio ha giocato meglio e noi abbiamo dei problemi che sono stati mascherati dal fatto che le squadre che abbiamo affrontato erano nettamente inferiori alla nostra. Abbiamo perso uno scontro diretto in casa con una diretta concorrente per il 4º posto, punto. Stanchi, svogliati, superficiali, poca densità in difesa a partire dal basso, ma reparti troppo distanti, chiusi sulle fasce, difesa disarmante, avversari facilmente in aria e sempre pericolosi, non tentiamo mai l'1 contro 1. In realtà abbiamo tentati proprio quelli, perché all'inizio poi Kvara ha fatto anche un tunnel,
Poi ne ha persi alcuni e progressivamente, non so se per stanchezza, per condizione atletica, per sfiducia. Noi abbiamo preso un gol proprio per 1-1 di Zelinski che viene murato, non riesce poi a fare fallo, o non fa un fallo sufficientemente, diciamo, aggressivo, non uso dire cattivo, perché Zelinski tra l'altro aveva iniziato molto bene la partita, di grande voglia, classe e incisività tra le linee. Quindi, vediamo, è una brutta sconfitta. Mi sembra che adesso abbiamo 2 partite fuori casa, no? Con Genoa. Certo, è il secondo anno che Sarri vince, però questa è una sconfitta molto diversa da quella precedente, perché quella fu un catenacciaro, un gol che poi era più un tiro per spazzare, sì, per non prendere, per buttare la palla sul fondo, per non prendere contropiede, che esce quel gol della domenica, giovedì, venerdì e sabato. Invece oggi no, perché tu puoi dare la zampata, ho detto ti metti a 9 punti, rimani lì, metti in forte crisi la Lazio, una fortissima crisi la Lazio, gli togli molte certezze. E sai perché ti dicevo, Valerio, questa è una sconfitta pesante, come l'anno scorso fu invece pesante e indirizzò il campionato della vittoria a Roma e poi col Milan, perché per gli avversari hai dato il segnale che quest'anno il Napoli è battibile facilmente. Quella che è la narrazione che l'altra parte d'Italia dice, però è la verità. Dare ragione a Cassano è la cosa che più mi dà fastidio, insieme a proprio a far vincere Sarri, che sono distrutto veramente, lo dico senza problemi. Lo so che dovrei pensare solo a Napoli, ma far risalire Sarri mi dà un fastidio tremendo. Fabio ci dice le parole, ringrazio Luigi prima e ringrazio Fabio adesso, ci riporta un po' le parole Garcia. I ragazzi devono capire che se non si può vincere non si deve perdere. Cavare è iniziato bene ma poi si è spento. Lazio cinica, noi spreconi, 22 tiri, un gol, eravamo lunghi. 22 tiri ha fatto il Napoli. Sì, mo ti do un po' di statistiche. Questa frase è di grande intelligenza e saggezza. A me piace, attenzione, non sono qui per dirvi Garcia out, no, mi piace come uomo, come allenatore. È verissimo. Sei fuori condizione, devi ritrovare certezza. Garcia è stato molto bravo in conferenza stampa, ma la conferenza stampa tipo guerra lampo dei fratelli Max, con un punchline finale da raffinato stand-up comedian, sulla politica è meraviglioso, quindi 10 lode. Però è stato molto onesto, ha detto il Napoli ancora non è lontano dal 100% per tante cose. Ecco, queste sono quelle partite, non è vero che il pareggio dice perdi 2 punti, intanto è bloccato la Lazio. La Lazio ti rimane a distanza, perdi la vetta, però tu vai a 7, la Lazio c'ha 1, sono 6 punti, hai mantenuto la distanza con la Lazio e non hai perso in casa, invece così l'hai dimezzata. Queste sono quelle partite dove intanto tu non devi perdere. Tra l'altro noi abbiamo avuto la palla del pareggio, ma il nuovo arrivato ha pensato di fare Insigne, quindi. Allora dipende secondo me da chi prende le statistiche, perché per esempio c'è un'app che io seguo, Forza Football, che mi porta 10 tiri e 5 in porta per il Napoli, quindi vuol dire che questa app non tiene in considerazione secondo me i tiri murati. Sì, allora compresi i tiri murati, tanti di questi tiri sono quelli là murati. Sono 22, 4 in porta e un gol, 6 subiti, 2 in porta e 2 gol, 7 calci d'angolo, 29-37 secondi e 27-49 il possesso il minutaggio. Pensa che nonostante gli 8 minuti di recupero, tra l'altro minuti di recupero non si è proprio giocato, anche per un Napoli totalmente in disarmo, che non aveva proprio idee, la forza, la rabbia per andarsi a prendere qualche azione. Quindi il secondo tempo storicamente si gioca di meno e si è giocato 2 minuti di meno nonostante i 7+1 minuti di recupero. E questo è un dato importante, perché tu ci devi arrivare bene negli ultimi minuti, non puoi pensare di fare il Mazzarriana a memoria, recuperare sempre le partite. Il calcio è cambiato. Maria ci dice: non sono d'accordo, se devi fare il campionato sulla Lazio significa che non hai la garra di difendere il titolo. Ma noi dal mio punto di vista non si è vista, oggi non si è vista Maria la garra. Io proprio quello che dicevo,
Cioè, il pericolo, Guido, ascoltami, del sentirsi un po' appagato, cioè quella cosa, magari questa giornata non fa niente, va così. Cioè, questa è la paura mia, che all'interno dei giocatori possa scattare questa cosa. Io ho fatto già il miracolone l'anno scorso, se questa giornata va così non fa niente. Questa è la paura mia, che non ci sia quella doppia vena, di cui si parlava, che la vedi automaticamente nella reaggressione. Se non vedi quella reaggressione, è là che voglio sapere se non hai benzina o se è un fatto mentale. Io aspetto sempre la 12ª giornata, perché mi servono un certo numero di parametri per avere quelle statistiche che poi mi portano a beccare almeno le prime 8 del campionato da tanti anni, e quindi insomma per prudenza dico aspettiamo. Però se ti dovessi dire oggi, detto per me Napoli non vince, ma non per la partita di oggi, dai tanti segnali dell'anno scorso di Spalletti, quindi sono sereno. Io continuo a dire che se Napoli arrivasse nel terzo sarebbe un risultato eccezionale, perché significa che hai scavalcato almeno una tra probabilmente la Juventus, no? Perché Milan e Inter in questo momento, se dovessi fare una previsione, sono quelle davanti a noi. Continuano i colleghi a sottovalutare il Milan ha fatto una grande campagna acquisti, ha preso dei giocatori che se esplodono, giocatori che avrei voluto prendere io non dal Valencia, dal Villarreal, di D. E ancora non ce n'è bisogno, perché Pulisic sta facendo bene, quindi su Ciukwueze ancora niente. Luigi dice: arbitraggio a nostro favore, quando sarà il contrario cosa succede? Io non sono d'accordissimo arbitraggio a nostro favore, Luigi. Ho visto un fallo al contrario clamoroso nel primo tempo di Immobile su Zielinski, che fa un fallo su Di Lorenzo e dà il fallo al contrario, e poi il giallo a Garcia perché non può parlare, quindi secondo cartellino giallo a Garcia. E i gol andavano annullati per fuorigioco, cioè non c'è nessun favoritismo. Non lo so, come l'hai visto? Primo tempo io ho visto 3 sbavature, non nessuna clamorosa, devo dirti la verità, qualche fallo, qualche contatto non fischiato, perché c'era un calcio d'angolo non visto sul tiro di testa di Osimhen, che però era stato rimpallato poi dal Marusic, sì. Dove poi abbiamo preso contropiede col fallo e la punizione della Lazio sulla 3/4, fortunatamente non si è concretizzata pericolosamente. Subito dopo ricordi molto bene, quel Immobile si è trascinato proprio giù Rachmani, il replay è stato abbastanza inquietante. Un altro paio, c'è stato un fallo sul limite dell'area di Zielinski non fischiato, però ti ho detto sono cose, quindi primo tempo a favore no, però sono peccatucci veniali. Nel secondo tempo lui ha sbagliato, e poi sono stati corretti, o puoi dire casomai non ha sbagliato, non è nelle condizioni migliori per annullare. C'è stato anche un fuorigioco che non hanno dato a loro, meno male che poi non si è concretizzato, e lui è stato molto tempo a pensarci, poi l'ha fatto ripartire, ma non da dove anche lì il guardiani non aveva fischiato. Non è lui che ha fatto bene o ha fatto male, sono stati annullati dal regolamento. Il gol della Lazio, per loro sfortuna, per nostra fortuna, era di poco in fuorigioco, no? E l'altro gol è una decisione giusta, perché di fatto quello è un passaggio a quel giocatore. Di Lorenzo intercetta, poi non va più la palla a quel giocatore, ma perché l'ha intercettata Di Lorenzo. La regola è quella. Però non ho visto questo arbitraggio a favore, non ci sono stati svariori, rigori non dati alla Lazio. 2 ammonizioni ci stavano, perché poi un giocatore del Lazio si è sentito molto bene. Io non voglio ripetere le parolacce che l'ha detto di tutti i colori, alla fine l'ha ammonito per protesta. Tra l'altro il fallo c'era prima. L'altra ammonizione c'era quella di Garcia. Abbiamo capito quest'anno tra ammonizioni e espulsioni qualche partita salterà. Garcia non ha inciso, sinceramente non ha inciso né per la Lazio né per il Napoli. Abbastanza anonimo. Dichiararlo favorevole da dove? Perché hanno annullato 2 gol, ma era fuori gioco. Poi non annullati lui. Aggiungo poi, anche a Domenico, è elettronico adesso il fuorigioco, proprio non ci dobbiamo, sì. Presunto rigore, il fuorigioco non c'era, sì, e non c'era neanche il rigore, perché mi pare fosse Cataldi su Di Lorenzo che prende il pallone nettamente prima di prendere Di Lorenzo. No, però c'è e fuorigioco. non c'è. Il fuorigioco è di Lorenzo e non di Zielinski, lì l'errore. Io guardavo Zielinski. Pure io le guardo con attenzione, molti, anche il commento, no? Tutti, no, Zielinski era in gioco di parecchio pure, perché era tenuto da 2 giocatori in alto.
in alto virtualmente sul teleschermo, ma il fuorigioco è stato fischiato a Di Lorenzo, che poi è entrato nell'azione. Il rigore invece c'era, Valerio, ci poteva stare, però stiamo parlando del nulla perché oggettivamente c'era fuorigioco prima, non di Zelinski, e quindi quell'azione si interrompe lì. Allora, non ho visto praticamente niente. Furmarelli ha detto che il rigore c'era, io ho visto che entrava proprio sul pallone. Questo, vedi, poi significa che quando la partita comincia a essere tosta a livello emotivo, va rivista, e quelli che tu chiami i miei colleghi la devono rivedere anche loro, altrimenti dicono sciocchezze. Allora, sì, per esempio, parlando di calcio, dobbiamo capire oggi i terzini non sono andati bene, non solo come qualità, come cross, ma anche Di Lorenzo è sembrato un po' a volte in posizioni spaesato. Lui lo sta volendo quasi come attaccante aggiunto. Di Lorenzo mi sembra di ricordare che inizio carriera da ragazzino ha iniziato davanti, poi piano piano ha reso. Io lo preferisco quando si inserisce. Tra l'altro oggi non sono andate bene le sovrapposizioni, che non ci sono state. Dobbiamo capire determinate scelte tattiche di Garcia, poi quando andranno in regime, perché là dobbiamo essere molto calmi, sereni, fiduciosi e saggi, ma ci vuole tempo. È quello che io vi dicevo: cambiare allenatore, poi paghi delle cose, dei meccanismi hanno bisogno di essere oliati e non basta l'allenamento, poi sono le partite le vere prove del 9. Se poi porteranno più benefici. Oggi i terzini, anche poi Mario Rui, che non è inciso perché poi il Napoli è in babbo, spesso si sono fatti trovare un po' fuori posizione. Di Lorenzo, che è nettamente superiore per intelligenza tattica, impegno, anche corsa, l'ha fatto vedere meno male di Olivera. Olivera molto spesso sembrava Paolo e Francesca nel canto di Dante, presi proprio dal vento, però non era il vento della passione, era proprio il vento della... Allora, lo riprenderemo domani, Alessio, perché io voglio raccogliere anche i dati del report della Serie A per fare un discorso più approfondito ancora sullo Lobotka. Francesco Perrone mi diceva 66 tocchi totali, penso, compreso il secondo tempo. Perché è cresciuto nel secondo tempo, infatti non è che il primo tempo è stato veramente poco. Ok, questo è interessantissimo, perché nel primo tempo comunque per mezz'ora il Napoli aveva il pallino del gioco senza tanto utilizzo di Lobotka. Nel secondo tempo io ho visto sparire Anghissà, è sparito Zielinski anche, che poi non è che vogliamo bene, cioè il debole per Zielinski, ma non è che devo difendere anche prestazioni quando non c'è niente da difendere. E ho visto Lobotka praticamente da solo cercare di fare qualcosa nel secondo tempo. Ecco perché dicevo resta comunque all'interno di questa cosa. Quindi è un discorso importante da approfondire. Ma secondo me, dico secondo me, poi sono cose da chiedere al nostro mister, che nel primo tempo è stata una scelta tattica, che nei primi minuti è stata anche molto, molto giusta, perché Napoli non ne aveva bisogno, girava talmente velocemente la palla, è stato poco cannibale negli ultimi passaggi, e lui era una sorta di difensore aggiunto. Tra l'altro lui la faceva con De Rossi questa cosa qui, attenzione, lo abbassava molto. Il pezzo che va in mezzo, sì. E quindi ha detto perché voleva non prendersi i contropiedi al Lazio, non farci trovare giustamente scoperti tra le linee, quindi un metodista arretrato, ma non regista difensivo. Quindi diciamo non abbiamo pagato questo fatto qui che era volutamente. Anghissà ha compensato molto, mi è sembrato molto più in palla, più attivo. Nel secondo tempo effettivamente sono calati, può darsi anche fisicamente, e lui si è preso la scena perché ha cominciato a essere più alto, andare anche in penetrazione, è arrivato molto spesso ai limiti dell'area di rigore. Nel primo tempo ha fatto quella penetrazione dove secondo me poteva anche tirare, il portiere poi si è bravo del suo piano, ci mette il piattone, però è stato molto generoso e altruista a cercare l'assist per Osimhen, che era al centro dell'area, ma marcatissimo. Nel secondo tempo lui è cresciuto molto, il problema è che è cresciuto solo lui e sono scesi gli altri. Quindi sono annotazioni tattiche che andrebbero chieste al mister e ripeto, sono quelle cose, variazioni
che bisogna vedere a regime se poi porteranno molti benefici. Io in questo momento avrei basato più su quelle certezze che noi avevamo e piano piano ho introdotto queste novità che rendevano il Napoli più versatile, non Fabio, e meno dipendente da quelle certezze che l'anno scorso sono state dominanti, Lobo e Osim. Allora io devo ancora entrare nella mentalità che voi mi mandate i messaggi vocali e mi fa piacere farli sentire, quindi potrebbe essere discorsi fatti tempo addietro. C'è Francesco Perrone, c'è Blakis, ne prendo uno a caso. Ciao Valerio, ciao amici bellini. Allora, sul fatto che la sconfitta sia, diciamo, pesante, certamente è pesante perché ci toglie 3 punti, ma vorrei ricordare che nessuna squadra dagli anni 50 vince 2 scudetti consecutivi se non Milan, Inter e Juve, quindi noi non dobbiamo vincere per forza lo scudetto, dobbiamo arrivare in Champions, dobbiamo migliorare e fare un nuovo percorso. Il problema non è i nuovi arrivi, stiamo già troppo demonizzando Lindstrom, stiamo demonizzando Nathan, dobbiamo vedere se Garcia ci sta capendo qualcosa, perché il Napoli oggi è stato brutto a vedersi, con Anghissà veramente fuori dai ranghi. È interessante questo punto di vista. Noi ovviamente non stiamo demonizzando né Nathan né Lindstrom. Secondo me Nathan, io ho detto proprio tempo addietro, ragazzi, abbiamo preso il sostituto di Juan Jesus con Nathan. Ma Valerio, vorrei chiarire questo punto mio, e sono breve. Io non demonizzo nessuno, neanche chi è andato via e che forse a volte era un po' sopravvalutato, che è ultimo in Canada, eccetera. Anzi, io ho anche molto gusto di veder crescere un giocatore, gli do anche 5, 6, 10, dissi, no, Zelinski, quando se ne andrà io non ho bisogno di aspettarlo, esplode in costante, eccetera. Quindi non ho quest'ansia da prestazione, personalmente. Semmai, come dici tu, quelli che tu chiami i miei colleghi, sottovalutare il fatto che il Napoli non ne ha bisogno, perché chi ha questi giocatori, si fa questo elenco alla Salvini, no? Ecco, sono 2 cose totalmente diverse. A è non demonizzare, non mettere pressione, non essere Gattuso out, eccetera. L'altra però non essere nemmeno superficiali, di non ci accide nessuno, ne abbiamo bisogno. Sono 2 cose totalmente diverse. E io non sono né l'uno che demonizza, ma nemmeno non ci accide nessuno. Sono Guido. Quindi ci tengo a chiarire questa cosa. Quindi avrò anche molto piacere di vedere i miglioramenti quando ci saranno, quando vedranno di questi giocatori, vedere quelle qualità non solo calcistiche. Io ricordo i sorrisi di Mertens, come tante cose belle che alcuni, come di Kim, un giocatore che anche se solo una stagione ci ha lasciato un ricordo umano oltre che calcistico e di grande spessore, quindi massima serenità da questo punto di vista. Ci tenevo a sottolineare questa cosa. Sì, idem per quanto riguarda Lindstrom, che sembra avere un sorriso alla Mertens come è arrivato, però assolutamente non possiamo giudicare il ragazzo. È stato buttato nella mischia nella partita sbagliata, probabilmente, perché se fa gol diventa il predestinato, la storia, l'ha vinta Garcia con i cambi, ma se non fa gol l'abbiamo visto un po' spaesato e l'abbiamo consegnato ai dubbi di alcuni tifosi che adesso si chiedono se tatticamente è un ragazzo che puoi mettere esterno a destra, ed è un dubbio legittimo. Giacomo, Scusa. Sì, no, ho notato difficoltà sulle seconde palle, mantra di Spalletti. Ma questo nei miei interventi dietro avevo i miei schermi, lo dicevo, il Napoli sembra meno famelico, aggressivo, ma è una scelta chiaramente di gioco. Può darsi che se il Napoli va a regime con questa velocità di azione, maggiore ancora propensione alla verticalizzazione del gioco, diventa devastante. Il punto è questo, che in Italia raramente te lo fanno fare, solamente te lo fanno fare per larghi tratti delle partite. Non è facile trovare spazi, soprattutto quando tu non sei sullo 0-0. Quindi è una scelta sicuramente molto coraggiosa, nobile e aggressiva, ma non facilissima da realizzare nel campionato italiano, che non quello inglese. Per quanto dicevi tu, che poi ti sei rilasciato quello che dicevo io, per esempio in queste settimane
si è dipinto questo nuovo arrivato come un talento. Il Napoli ha fatto il maggiore acquisto del mercato, è migliorato rispetto a Lozano. Come lo facciamo a dire? Quanti minuti? Ecco, questo poi è il lavaggio del cervello che fanno agli amiche Bellini e agli amici Bellini, dove noi non possiamo fare niente. Vabbè, nonostante tu abbia tantissime persone intelligenti che ti seguono, però è un numero visibile. Cioè, una trasmissione televisiva fa 500.000 di spettatori, la chiudono, no? Ma 500.000, quando lo fai tu 500.000, no? Quindi sei fuori scala. Non sto sminuendo, perché poi è un lavoro di qualità quello di Valerio, però bisogna poi parlare di numeri. Però ragioniamoci, come possiamo dire che è migliorato? Cioè, quanti minuti ha questo ragazzo rispetto a Lozano? Tra l'altro sui minuti, sapete quanto io mi diverto, visto che sparano numeri a cavolo, no? Dice, ha fatto 5 campionati nel Napoli, possiamo valutare che in questi 5 campionati sono superiori a quelli di Lozano. 0! Non ha mai giocato un minuto, non nel Napoli, in Italia. Quindi qual è la componente calcistica che fa dire a un mio collega che noi siamo migliorati? Lo dobbiamo vedere, cioè, no? È chiaro. No, questo che diceva proprio anche l'amico Armando, dice viene definito un 10 da De Zerbi. Bisogna capire se è adatto a fare l'ala e rincorrere in difesa come faceva Lozano o è l'ennesima enigma con Raspadori e Elmas. Tra l'altro, altro che viene spesso poco considerato, che è Politano, secondo me stava facendo un buon primo tempo anche in ripiegamento, stava dando una mano a Di Lorenzo là. E stava occupando, sta provando a essere un pochino più imprevedibile con il cross di destro, non sempre gli riesce precisissimo, però mi sta dando in questo momento, mi ha dato l'impressione, e questo me ne daranno atto gli amici Bellini, ho detto è arrivato Lindstrom, ma attenzione, parte Politano titolare, non pensate che arriva Lindstrom e gioca subito, perché Lindstrom va inquadrato tatticamente e deve capire tutto il gioco a memoria del terzino che va all'interno, di Anghissà che cambia fascia e quindi devi anche venire a fare la difesa. Attenzione, il gioco del Napoli è semplice ma non è banale, lo devi imparare. Come lo deve imparare Nathan? Quindi pianissimo con i nuovi, come lo deve imparare Cajuste. Non sono ragazzi scafati perché sono tutti e 3 giovani e devono anche imparare inserendosi in un sistema, in un meccanismo che era oleato fino alla scorsa stagione. Ti dico 2 cose, una non farà arrabbiare nessuno, la seconda potrebbe essere antipatica. La prima, tra l'altro Politano finché ha retto bene, tant'è vero su quella fascia hanno avuto più difficoltà ad entrare rispetto alla sinistra, dove appunto si siamo fatti infilare più volte, e Sarri l'ha capito, ha detto attaccate lì, si attaccava di più dal lato di Olivera, anche perché Kvara non è ancora in condizione, non è che stiamo bocciando, non è un brocco, però ha lasciato spesso scoperto quel lato, invece Politano ha coperto meglio. È coperto meglio perché ha più esperienza e rispetto al primo anno di Napoli è cresciuto molto come intelligenza tattica, e ovviamente poi queste cose poi a volte le paghi anche in termini proprio di brillantezza offensiva, perché non tutti nascono e diventano Michael Jordan, che è il miglior attaccante e il miglior difensore nel quintetto ogni anno dell'NBA. La cosa che è un dubbio, e lo dico con la massima serenità, è un dubbio. Io non vorrei, Valerio, che Raspadori sia l'ennesimo acquisto sbagliato diretto di De Laurentiis, che sia voluto perché non si fidava delle intuizioni di Giunto per coprire il fatto. Perché più vado avanti, più vedo come la gestione, tant'è vero che ogni allenatore sta avendo difficoltà a collocarlo. Non è il vice Kvara, il ragazzo mi sembra un ragazzo di grande maturità umana, molto serio, mi piace molto, sicuramente ha del talento, quindi no, Guido sta bocciando, no, calmi, non sto dicendo che non è buono, è quella famosa disgiunzione tra De Laurentiis, il suo direttore sportivo, l'allenatore, che spesso si è verificata, e c'è poi i Valdifiori, i Cigarini, Hoffman, come si chiama, ha preso un giocatore che assomiglia a Kurt Galgas, eccetera. Me lo dimentico sempre questa cosa. Vinicius, che non è quello del Real Madrid, ricordiamoci i suoi acquisti, Tonelli. E siccome tra l'altro è un acquisto costoso, e De Laurentiis si impunta molto su certe cose,
E tra l'altro il ragazzo vale, sono sicuro che in allenamento darà 120.000%, no? Quindi avrà anche dei colpi che ti fanno balzare gli occhi. Però più vado avanti, più temo che molti dei suoi dubbi tattici nascano dal fatto che non potrebbe non essere nato come un acquisto totalmente organico a quello che era il progetto tattico di Giunto di Spalletti. Potrebbe, sto mettendo in dubbio, e voglio ripetere, non sto criticando le qualità, anzi, umane e tecniche del giocatore, è solo la omogeneità, l'organicità, l'efficienza ed efficacia in un sistema, perché il calcio è uno sport di squadra, quindi tu potresti avere il famoso Diego che poi alla Juve non andò bene, no? Il giocatore è fortissimo, però non ha reso in quel sistema di gioco. Anche Vlahovic rende di meno con l'Allegri, eppure è forte. Quindi spero di essere stato sono stato più chiaro, semplice. anche perché anche prima che ci raggiungessi già avevamo un pochino affrontato la situazione Raspadori, che c'è la dicotomia tra ADL che vuole il 4-3-3 per forza e un Raspadori che nel 4-3 ci sta malissimo, onestamente. Alessandro ti chiede: posso rispondere chiamare per rispondere a Guido? No, però per me il pareggio con il Lecce alla terza giornata dell'anno scorso era molto peggio di questa sconfitta. Non si può dire perso alla terza invece che alla 17ª. Però sono molto diversi. Non eravamo campioni d'Italia. Io vi ho detto, il Napoli deve anche imparare una cosa che giustamente questi ragazzi prima non erano campioni d'Italia e sono diventati strameritatamente campioni d'Italia, forse uno degli scudetti più legittimi negli ultimi 20 anni. Che significa giocare con questa pressione che tutti vogliono nel tuo scalpo? Perché fu quella partita dei grandi cambi, grandi esperimenti, che tra l'altro Spalletti non andarono giù quelle polemiche, quelle critiche, eccetera. Quindi invece il Napoli oggi ha giocato con la formazione tipo. Hai ragione, fu Ndombele titolare o sbaglio? Sì, fu quindi totalmente diverse le dinamiche. Totalmente. Colombo fece il gol della vita, mamma mia. Sì, andiamo a prendere no, bravo, perché voglio fare chiarezza con la mia memoria. Se non sbaglio, segnò Elmas e Colombo. Sì, poi sbagliarono, cioè parò Meletti il rigore. Allora, terza giornata. Anghissà 95 minuti, Di Lorenzo 95, Elmas 32, Kim 95, Kvara 63, Lobotka 80, Lozano 73, è la terza? Marioni 95, 95, Nombele 15, Osimene 80, Politano 22, Raspadori 32, Rachmani 95, Simeone 15, Zelischi 63. Fu la partita dove Lobotka subentrò. È la terza il Lecce, no? È tra Lecce e Fiorentina, perché io le confondo. Andiamo a vedere, sì, qual è. Dice la quarta forse era Lecce. Che dove Lobotka. Perché io ricordo sta cosa di No, prima la Fiorentina che facciamo 0-0. 0-0 Fiorentina. E allora sì, la quarta Lobotka entra dopo, ancora dopo 52 minuti. Nombele 48, sì, ti ricordi bene. Esatto. E perché fu il fatto che Lobotka quella partita non giocò e Napoli fu farraginoso. Prendemmo anche un gol pazzesco che quasi restituì il favore, il famoso gol di Cavani, che però fu più spettacolare, quello 1-0 con Grava che poco prima aveva salvato dalla linea. Tra l'altro il figlio di Cavani è firmato per il Napoli. Ah sì? Era sì, una. Sì, no. Dicono che sia forte questo ragazzo. Tra l'altro è Cavani, maglia numero 10 al Boca, è una grande icona. Ma io posso dire che la degna conclusione di una bella carriera. Lui poi aspirava al Real Madrid devi avere anche altre qualità, perciò poi che ne dicono alcuni che Allegri ha rifiutato il Real Madrid. L'unico allenatore sul furio del Real Madrid, infatti ci è andato male perché il mito del Real Madrid è più grande di qualunque allenatore, perciò Ancelotti è perfetto, fu Mourinho. Real Madrid, soprattutto del Real Madrid di Florentino Perez, ci sono tante qualifiche che ti portano a essere giocatore, dirigente o allenatore, non basta le qualità tecnico-umane, e Cavani in quel momento era anche molto chiacchierato come giocatore, sono fatti suoi e questo non andava giù.
però allo stesso fatto, mi sembra che il giocatore che ha segnato di più per il Paris Saint-Germain ha superato Ibrahimovic, comunque ha vinto i suoi titoli, ha vinto con l'Uruguay, e comunque noi gli vogliamo un gran bene a Cavani nonostante tutto. Se fosse rimasto a Napoli avrebbe frantumato qualunque gol in Serie A, perché 104 in 3 stagioni. Unico. Guido, cosa ne pensi di Meluso? L'impressione di un uomo meno forte di Giuntoli caratterialmente, che non si aspettava di essere preso dal Napoli. Mi dà le sensazioni di uno yes man. Giuntoli è una rivista, e lo dico nel senso più nobile del termine, uno che è partito dal basso a fame e voleva arrivare alla Juve. Per me fu molto semplice capirlo più di 3 anni fa. Sicuramente è un serio professionista quello che ha preso il Napoli, credo che stia meno famelico, tant'è vero che lui è stato fatto fuori, anche umiliato da De Laurentiis, è rimasto, ha vinto e se n'è andato prima ancora di Spalletti da vincitore, perché letteralmente sbattendo la porta. Lui aveva 1 anno di contratto, ha rinunciato a 1 anno di contratto, pensate quanto è attrattiva la Juve, ha il premio scudetto, il premio cosa. È arrivato molto tardi, non avrà fatto il mercato, avrà le sue conoscenze, per lui è una grande opportunità perché non è giovanissimo, arriva a una piazza importante, storica e anche scudettata, però mi sembrano 2 profili diversi. Anche qui non sto bocciando l'uomo. Giuntoli, uno che è riuscito poi anche a tenere testa con tutte le difficoltà del caso a De Laurentiis e Chiavelli, perché poi l'operazione Osi e Kvara anche longevo, perché comunque è rimasto tanto tempo. Sì. Poi domanda vocale. Prego. Una domanda per Guido: se il calcolo dell'anno scorso era giusto, ovvero che con le medio piccole andavano vinte le partite andate e ritorno e con le 4 grandi si poteva anche perdere, dove la collochiamo questa Lazio? Quindi vuol dire che abbiamo altre 3 sconfitte di margine per tutto il campionato? No, ma per me non dobbiamo vincere lo scudetto. Se dovessimo vincere il campionato non ne abbiamo più di 3, e purtroppo è avvenuta troppo presto, che se ne dica. Infatti l'anno scorso, quando tu perdi alla 16ª, Valerio, stai molto sereno. Poi si sono divertiti a fine anno con gli imbecilli che scrivevano vince tutte le partite. Non si è verificato, perché hai perso molto tardi. Perdere alla terza, infatti oggi battere la Lazio significava metterla fuori da quasi tutto, perché significa che la Lazio poteva perdere altre 2 partite per lo scudetto e altre 3 per la Champions, che non è impossibile farlo, però mettergli una pressione addosso incredibile significa che adesso le prossime partite la giocavi con una paura incredibile. No, vabbè, sono sconto diretto. La Lazio l'anno scorso è arrivata seconda, quindi uno sconto diretto per la Champions, e l'hai perso in casa. Non la possiamo considerare tra le piccole, quindi noi con le piccole non dobbiamo veramente perdere punti, cioè non puoi perdere più di 2 pareggi e una sconfitta, la classica partita storta. Ho sentito qualche commento fuori dal San Paolo, ho detto la partita storta. No, oggi non è stata una partita storta, questa è la cosa preoccupante, perché se becchi la partita sfortunata lì, allora dici quella ti capita una in un campionato, devi essere proprio super sfortunato 2. No, oggi Napoli ha mostrato dei limiti e una Lazio non ancora in forma li ha evidenziati tutti. Ora bisogna vedere se saremo più bravi noi a correggere questi limiti rispetto alla Lazio. Non però è la partita che perdi contro il Milan dell'anno scorso, per capirci, dove era tutto male. Questa frase che è molto... Sì. Domanda a parte, ma siamo sicuri che Gaetano sia contento di fare il sesto centrocampista al Napoli? Zanoli non lo è e lo sappiamo, ma pure Gaetano non deve esserlo. Scelta scellerata della società. Beh, partiamo, ci posso aggiungere da osservazione dove non cambia nulla, manco le virgole, mi sembra anche questa. Il livello si è molto alzato della tua community, calmi, saggi, vogliono parlare di campo. Non penso che siano contenti. Tra l'altro, se tu sei Quagliarella, di qualche anno fa intendo, ci sta che tu lo gestisci, che ti fa 20 minuti, che fa titolare una partita ogni 10, casomai con quella che sta lottando per la retrocessione, non solo fisicamente, ma perché ha la maturità di gestire al meglio un campionato, anche quei minuti, entrare con qualità, darti l'apporto che serve in quel momento. Ma se tu sei un ragazzo, devi giocare
tantissimo perché devi fare i tuoi errori anche caratteriali, cioè, quindi giocare 5 minuti, 10 minuti, 7 minuti, poi per 3 partite non giocare è proprio deleterio, rallenti il processo di crescita. Allora non è che dobbiamo criminalizzare, come fa un noto collega, continua a parlare mai di Gattuso perché metteva fuori rosa Meret e per gli altri non vale. No, vale, però dobbiamo aggiungere a questi nomi che sicuramente meno giovane, ma non mi è piaciuto il trattamento anche umano che la società ha rivolto nei suoi confronti. È brutta la vicenda Demme. Tra l'altro Demme è rimasto, però non viene convocato per le partite. Quindi l'unica possibilità per Demme sono, mi pare, se non mi sbaglio, il campionato turco è ancora aperto, oltre a quello arabo. E quindi è difficile, che c'ha un ingaggio importante pure. Si è vista l'assenza di Giuntoli, non possiamo colpevolizzare l'ultimo arrivato, però io che sono un romantico, ho avuto un'educazione particolare dei miei genitori che non c'entra niente con il romanticismo, però basata sul rispetto di tante cose, anche dalla nonna. Cioè, si poteva gestire meglio, no? Era giusto, sono 2 anni che gioca poco, quindi era giusto trovargli una squadra. Non è possibile che in Europa non ci sia una squadra. Questa politica del Napoli deve uscire uno perché entra un altro, come si chiama, è sempre stata molto lenta, no? A volte ci ha fatto perdere le opportunità, ma a parte questo il ragazzo venne, era primo in classifica con la sua squadra in Germania. L'anno scorso comunque anche Spalletti ha fatto capire che non ha per niente fatto polemiche, poi si è detto bugie, calcio e bugie, a volte bugie, dicevo Benitez, però a me umanamente dispiace, era giusto che trovasse una squadra che è un professionista, porta un nome importante in onore di Diego Armando Maradona, umanamente mi dispiace. Gli altri 2 giocheranno degli scampo di partite, il Napoli è obbligato ad andare più avanti possibile in Coppa Italia, non incominciamo perché usciamo dalle coppe. Domanda per Guido: è normale la condizione fisica così? Hai dei dubbi su Paolo Rongoni, preparatore atletico? Inizia a mancare Francesco Sinatti? Qualcuno diceva pure sempre la situazione diversa perché non c'è il fermo per il mondiale, eccetera eccetera. Allora, a me sta piacendo moltissimo Garcia e ti rispondo a questo signore, altra osservazione intelligente, perché per chi lo vuole ascoltare senza il prosciutto sugli occhi, perché tutto deve essere funzionale invece a quello che deve raccontare a voi tifosi, quindi fazioso, ci ha fatto capire che abbiamo fatto una preparazione diversa, cioè l'ha detto in maniera molto semplice, onesta, senza giri di parole, perché ha detto ho un campionato diverso rispetto all'anno scorso e ho un obiettivo diverso, che non significa che non voglio vincere. E quindi significa che è molto preoccupato di una eventuale flessione novembre-dicembre, come per esempio si accusava Spalletti, no? Dicembre di Spalletti. Quindi di nuovo non possiamo dire preparatore scarsissimo, anche perché tra l'altro a questi livelli in Serie A, come negli altri campionati top, ragazzi, sono sfumature, è una questione a volte di inserirsi bene in un contesto sociale, sportivo, economico, culturale di una città, no? Ma non è che uno è un brocco e l'altro un genio, quindi anche questa cosa, il Gattuso Austo della situazione. Parliamo sempre di professionisti, però una squadra di calcio sono tanti giocatori, è un organismo molto delicato. Però lui ci ha detto che la preparazione è diversa, quindi intanto noi sappiamo che la preparazione è diversa perché il campionato è diverso e perché ci sono obiettivi diversi. Per esempio noi l'anno scorso non siamo arrivati, sia per sfortuna degli infortuni che non dipendono da noi, dal gioco, sia per gli arbitri, scellerato l'andata a Milano, e sia perché comunque non eravamo in una condizione brillante come un mese prima, nel momento clou della doppia sfida col Milan. Esatto. E il Milan aveva un po' più gamba, quindi io attenderei a vedere la progressione, anche perché ricordiamoci che l'anno scorso il Napoli non ha fatto queste famose 60 partite, alla fine ne ha fatte 49, non è arrivato a 50-51, sempre se poi questi numeri non valgono nulla, però non è stato lunghissimo il campionato nel Napoli, ha fatto le sue 38, è andato un po' meglio in Champions, ma quelle partite in più in Champions non le ha avute in Coppa Italia, dove si è uscito subito, e quest'anno c'hai la Supercoppa che si spera siano 2 partite in più anche vittoriose in un momento delicato della stagione, quindi aspettiamo.
Quando avremo molte più partite sulle gambe, potremmo dire no, questa squadra sta correndo di meno, ha difficoltà, ormai sono 10, 11, 12, 13 partite. Adesso questa è una di quelle occasioni, Valerio, dove saggiamente si può dire non tanto il campionato è lungo, ma che dura tanti mesi. Esatto. Che è diverso. Quindi un cambio modulo 4-2-3-1 per sfruttare meglio la rosa, secondo voi nemmeno nei pensieri più lontani? Ma secondo me, Guido, Garcia ci pensa e come? Perché tutto porta verso quella direzione. Trovare una posizione più logica per Raspadori, non avere il giocatore unico che ti fa la regia, che se poi lo perdi, nel caso di Lobotka, non sai come sostituirlo, perché Cajuste, caratteristiche diverse, Ostigard non può farlo, Demme non fa parte dei piani, non ce l'hai il vice Lobotka, e quindi secondo me nei pensieri c'è. Bisogna capire se poi va in contrasto con ADL o se ADL in disparte, perché poi l'ho detta questa cosa, ho detto noi non l'abbiamo più sentito ADL, magari c'è stato un chiarimento tra i due dove Garcia gli dice senti, sto fatto del 4-3, smettila di ripeterlo e capisci che i giocatori a disposizione non sono sempre adatti. La conferenza stampa, che è stata lampo ma molto significativa prima della Lazio, ci ha fatto capire molte cose di questo, che già un po' ne conoscevamo, ma aggiuntive di questo allenatore. Non ha dato nessun segnale di debolezza, quindi non prendiamocela, Garcia, la squadra era stanca, le motivazioni, come ho sentito da qualche collega, no. Anzi, c'era molta fame di voler essere a 9 punti e lasciare loro a 0, l'avete spiegato più volte. Ma ricollegandomi a quello che dicevi tu, c'è secondo me da parte di Garcia, e l'ha fatto notare più volte tra Di Maro, Rivisondo, Castel di Sangue, come dire, insomma, dove vogliamo mettere Napoli adesso il campionato, questa preoccupazione di essere un po' monotematici, perché poi l'anno scorso qualche volta abbiamo avuto una flessione, ricordiamoci di gol, eccetera, che Napoli, non vogliamo usare la parola, era diventato prevedibile, però aveva cominciato a manifestare un po' di difficoltà una volta incambiato in un certo meccanismo. Quindi secondo me non solo c'è la preoccupazione di non cadere in questa debolezza, ma anche la voglia e la necessità, l'ha detto più volte, io voglio una squadra che ha una sua identità ma che sia versatile, e questi fattori numerini ha detto io lo lascio a voi, poi oggi rivediti nella partita, ma tu e io poi ce le rivediamo. Nel primo tempo, quando delle cose sono andate bene, spesso Zelinski era molto più avanzato, non dico di Osimhen, ma era affiancato, quindi non era un 4-3-3, e Kvara in fase di copertura era molto più dietro di Zelinski e a volte più dentro il campo, proprio per non prenderci le imbucate, le pallate. E quindi sono numerini che poi uno dice a cavolo, quindi secondo me lui ce l'ha. Chiaramente questo nuovo acquisto ha delle caratteristiche tecniche, sicuramente tattiche inferiori a Lozano, perché anche Lozano ha dovuto imparare quanto è importante la fase di non possesso in Italia, ma anche il peso, è leggerino come giocatore, quindi secondo la me questione dei chili non lo dice nessuno, l'abbiamo detto solamente adesso non siamo più buoni, brutti e cattivi, no? Non dice. L'ho visto oggi in campo, io 102 volte nella sua maglietta, per dire, è ironico. Eravamo lo stesso primi l'anno scorso con 2 pareggi consecutivi, perché sta uscendo questa statistica, il Napoli perde la vetta del campionato di Serie A per la prima volta dal 18 non eravamo primi. L'unico momento dove non siamo stati primi, quelli 2 pareggi, poi ci siamo rimessi al primo posto e non l'abbiamo lasciato più. Sì, vabbè, ma queste sono stupidaggini, ragazzi. Quello che conta è un segnale, perché l'anno scorso nessuno ci dava credito, quindi quei 2 pareggi hanno dato fastidio a Spalletti, ma non alla critica, che poi ha avuto anche molta difficoltà a raccontare questo Napoli costantemente primo, che continuava a vincere. Non sappiamo più cosa chiedere a Spalletti, lo dicevano. Il Napoli prende da solo la testa della classifica alla 9ª giornata,
e poi non la lascia più. Dice Anna, il Napoli di oggi sembra un prolungamento dell'ultimo Napoli dell'anno scorso, sfaldato tra le parti e arriva dopo nei, immagino, contrasti. Con la discriminante che ci poteva stare quando tu ormai avevi vinto. Esatto, la stagione lunga, la stagione lunga sulle spalle e anche la consapevolezza di aver vinto, e quindi qualche punto l'hai lasciato per strada anche per quello. Alla quarta era terzo il Napoli, Valerio. Era terzo, ok. Poi alla quinta secondo, alla sesta è primo, ma con altre squadre, e poi vince là e è rimasto primo come sempre, stradominante, anche perché poi fece quelle vittorie consecutive prima della 16ª, poi ne fece di nuovo tutte vittorie fino alla 25ª. A pagamento il timore di Garcia che si sta palesando? Però vedi, questo non so se è un pensiero diciamo libero di questo signore o se ha sentito tutti i nostri colleghi. Ragazzi, come può esserci a pagamento la terza giornata, tra l'altro, quindi non è tra l'altro le coppe, non è devi solo far fuori la Lazio. La Lazio ha giocato leggermente meglio, perché non mi ha fatto impressione, mostrando tutti i difetti che in questo momento la squadra ha, ma non c'entra niente da pagamento. Anche perché proprio il secondo tempo è stato un progressivo disfacimento, anche da un punto di vista nervoso la squadra non ha reagito come ci si aspetta, e come tra l'altro noi pretendiamo da campioni d'Italia, che tu metta quantomeno la forza e la dignità di andarti a riprendere, poi non riuscirci il risultato. Ci sono stati momenti dove era imbarazzante, sembrava il pungible suonato. Capiremo se sono le gambe, se sono moduli che ancora devono essere oliati, se sono giocatori che a stagionale, però togliamo l'alibi dell'appagamento. No, io non lo dico come alibi, però non lo riesco ad escludere a prescindere. Cioè, ce l'ho la paura che qualcuno di loro, perché poi ti devi muovere in 11 sul pallone, secondo me qualcuno di loro dietro il retropensiero: ho già fatto un miracolo l'anno scorso e quest'anno perdo un po'. Allora Valerio, abbiamo un problema. Non fa niente. Se fosse così, ti dico, abbiamo veramente un problema, rischi un campionato di una mediocrità assoluta. Perché Garcia, sai che cosa riporto? Al fatto che Garcia dice, e lo ripete ogni più sospinto: io vinsi con il Lille, vinsi la doppietta dopo anni e anni e rimasi, quindi la puntatina, diciamo, che lancia Spalletti, e rimasi, e già so, e mi capitò che poi steccammo la stagione successiva, perché può capitare tutto questo. E Garcia si aggiunge la paura di appagamento e la voglia di confermarsi, e questo deve vedere dai ragazzi: mi avete fatto vedere che siete fortissimi, dovete darmi la stessa forza che avete dato l'anno scorso. Però può essere pure che Spalletti toccava delle corde diverse che Garcia non tocca in questo momento, cioè non lo possiamo sapere ancora, è troppo presto. No, allora, stiamo ragionando con totale apertura mentale e serenità, quindi non è che io dico non è così come fanno spesso, io ho detto spero che non sia così, perché a quel punto, sì, ragazzi, è un grosso problema, perché tu non l'accendi e spegni con un interruttore, e se la incanali dall'inizio, andarti a raddrizzare questa situazione, cioè veramente Garcia deve lavorare sul campo, deve lavorare sulla testa, deve lavorare sulla tattica, sulla tecnica, sugli avversari, ma intanto hai un tarlo di debolezza, quindi spero, non per contraddire l'amico e l'ottimo Valerio, ma per il bene del Napoli, spero che Valerio abbia torto. Sì, pure io, è chiaro. Però Valerio, non possiamo escludere il tuo ragionevole dubbio. Io lo voglio definire un ragionevole dubbio, non una provocazione, perché non la sto avvertendo da parte tua come una provocazione. Io poi qua ho paura, qua ho sempre paura. Se ne va Guido, qua se ne va Guido. Gaetano, tu non lo so se sei dei nostri o se sei nuovo, perché Guido qua è incredibile, non so che ora che siamo all'una inoltrata in Italia e ci stanno 700 persone, sì, che non riescono a staccarsi dal canale, allora, ed è una grandissima cosa. Ma lo diciamo col sorriso. Ti chiedo scusa per quei file che ti ho mandato prima, e tu sei sempre intelligente e saggio da
canalizzare poi le energie su quello che serve, perché capisci il polso della No, situazione. non li avevo nemmeno visti, Ma onestamente. ti spiego, no, perché rispondo così al signor Gaetano, non è che voglio che tu le metti. Era una preoccupazione editore. E io ho detto, guarda, mo ti faccio un po' di calcolo. E poi lui, con i numeri alla mano, anche se non ci siamo visti, è sbiancato. Ha detto, è così. Ha detto, la forbice è molto, molto piccola. Che vi sto dicendo? Poi l'analizzeremo. Che a me questa storia mazzariana, o essere una sconfitta, mi ricordo Fidelev, no? Col Chievo. Allora, io voglio perdere il più tardi possibile, perché so che ci sono degli enormi benefici a avere il più tardi possibile sconfitte. Intanto, perché nel calcio si vince anche sulla psicologia degli avversari, appunto dare dei segnali di forza, che ne le dica, tant'è vero che Maldini, con tutto che ci aveva battuto e che cosa dice? Mister, ma che cosa ti lamenti? Hai stravinto il campionato. Mourinho non lo dice per provocazione, eccetera, lo dice perché è vero, quando perde con noi la seconda volta, Spallettone ha vinto il campionato. Allora, gli uomini di calcio, Mourinho è un Napoleone della strategia psicologica, non è un novellino. Lo sanno che non si possono fare quelle cretinate 700 vittorie, a parte che non ne mancano 700 partite. Quindi questa è una sconfitta che fa male, punto, fidatevi. E il passato ci dovrebbe, che non è una terra straniera, ma una terra di insegnamento, ci dovrebbe insegnare che fa molto male. Tra l'altro viene prima basta delle ricordarsi l'anno scorso, no? Senza dover andare troppo lontano. Noi siamo rimasti in vetta e quello ci ha aiutato a rimanere in vetta. Vogliamo considerare lo scudetto, tolto il maestro Sarri, che è un genio, no? Più pezzente, 86-87 punti, no? La Juve di 87, il Milan 86, 91, questo intervallo di punti. Puoi perdere, puoi sbagliare, scusate, dalle 9 alle 11 partite. Tant'è vero, quante ne ha sbagliate il Napoli l'anno scorso? 10. Sbagliare significa tra pareggi e sconfitte. Quindi se noi consideriamo, se uno pensa che dobbiamo adattare, delle 10 partite che poi possiamo sbagliare, una l'abbiamo già sbagliata. Via. Ce ne mancano 9. Quindi più tardi avveniva questa cosa qui, meglio era. In più, ricordo, psicologicamente, tu oggi avresti dato un calcione nel sedere alla Lazio e detto al Milan, vedi, il Napoli sì, Fozzi ha cambiato allenatore, scricchiola, però sta ancora appessando. E invece adesso c'hai 3 punti di svantaggio con la Lazio. Allora tu con la Genova vinci, metti che col Genova becchi la partita solo un pareggio, perché la pausa dei nazionali qualcuno torna, i 3 punti possono diventare 5 e incomincia a essere che il manco lo sconto diretto ti serve per è necessario. Quindi questa sconfitta, per quanto mi riguarda, fa male. Non è finito il campionato, ma fa male, e io avrei preferito che arrivasse non alla 16ª giornata, alla 18ª giornata. D'altronde, quando il Napoli vinse lo scudetto, perse all'ultima con la Fiorentina, la famosa partita che Maradona dice dobbiamo vincere contro tutti, quindi fece un gran girone di andata. Fidati, questa sconfitta fa bene. Ora ci tolgono dalle favorite e il campionato che parte realmente dopo la sosta, una partita ogni 3 giorni e si vede chi regge veramente. Alessandro, però questo somiglia un pochino a quello che ci dicevano a noi, poi comincia un altro campionato e invece un campionato è sempre lo stesso. Cioè ci sono le soste, ci sono le cose, ogni 3 giorni vediamo. In questo momento il Napoli è durato un tempo. Poi con il Sassuolo è difficile dirlo perché sono finiti con un uomo in meno subito. Con il Frosinone c'è stato un inizio un pochino allegro e poi è andato bene. Quindi vediamo, dopo la sosta, questo è uno dei problemi secondo me che si potrà rimuginare su questa sconfitta. Vediamo. Sì, però c'è una divergenza filosofica, no? Nel senso che questa persona ha tutto il diritto a pensarla così, è una questione filosofica nel senso che tutti hanno la loro opinione sul calcio e nessuna è sbagliata, non posso dire la tua è sbagliata, eccetera. Il cuore è azzurro, la mente viene da papà matematico, cioè, ed è veramente azzurro, tra l'altro papà è più tifoso di me, quindi significa che se uno vuole fare un ragionamento sul campionato deve un attimo mettere da parte il cuore, quindi il cuore si dice sì, inizia un altro campionato, ma infatti quante brutte figure fanno le persone. La mente dice, vabbè, ma l'esperienza di tutti i campionati a 20 squadre, la regola dei 3 punti, tutti, quindi che cosa ci insegna? Questo. Il Napoli cosa ci insegna? Quindi l'esperienza ci porta a dire che è meglio questo. Quindi l'esperienza ci porta a dire che questa cosa qui non è buona,
l'esperienza, cioè i numeri, la storia, le statistiche, i risultati storici, le serie storiche. Poi in astratto il tifo, il desiderio, le aspirazioni, eccetera, va benissimo. Cioè. Quindi io da studioso, da statistico dico no, la mia filosofia non mi porta a cedere in questo modo. Tant'è vero che io non ragiono, vedi dove qua potrà perdere punti il Milan, l'Udinese, qua è una partita facile, perché poi perde punti a volte, capita. L'anno scorso poi a fine campionato il Napoli ha perso punti con squadre, ha perso punti in casa con la Salernitana. Ha pareggiato con l'Udinese che non vinceva più da una vita, comunque ha vinto lo scudetto con l'1-1, però a me quelle 2 vittorie mancanti, perché noi dovevamo fare 90, ma danno fastidio, però ha vinto 2 partite con l'Atalanta, quindi l'Atalanta è più forte dell'Udinese, sì, però non è battuta l'Udinese la seconda volta, quindi non accederò mai quando devo astrarmi dal tifo a ragionare in questo modo, perché quello è un ragionamento puramente da tifoso, che ha diritto a farlo, Valerio, sia chiaro, certo. però ti porta spesso a sbagliare. Allora, ci chiedono un paio di cose su Juan Jesus. Dove sta? Perché uno diceva non voglio vedere Juan Jesus titolare contro il Genoa, e un altro rispondeva JJ è quello che ha sbagliato di meno l'errore sul primo di Rachmani, o anch'essa al massimo che non scalano. Secondo me ha fatto una partita sufficiente Juan Jesus oggi. Senti, ha fatto una partita pure secondo me sufficiente, non puoi dire una partita sugli scudi eccezionale, ma ha fatto svarioni, ha murato anche 2 tiri, belle chiusure. E aggiungo, perché mi piace sempre il paragone con Rachmani aveva cominciato meglio, però poi si è perso nel secondo tempo totalmente, mentre Juan Jesus è rimasto in partita. Sul gol voi dovete vedere l'azione nella sua interezza. Quando inizia l'azione la Lazio, e io stavo vedendo la partita, ho detto porca miseria, siamo messi malissimo, Olivera era totalmente fuori posizione, quindi il giocatore della Lazio ha assunto una posizione di campo di forte vantaggio, è arrivato sulla linea di fondo, dobbiamo dire che Olivera è ritornato, l'ha anche rimpallato, però il giocatore della Lazio è rimasto a 2-3 metri dalla linea di fondo, che si dice sempre che quella è la posizione pericolosa per fare i cross, non dalla 3/4 quei cross che sono di facile lettura e spazzamento da parte dei difensori, cioè. Poi la palla si è filtrata tra i 2 difensori, però JJ all'inizio ha dovuto scalare dalla sua posizione perché c'era una voragine. Ha detto se tu eri meglio messo in copertura, quell'azione può darsi che non si sviluppa con quella pericolosità fino in fondo, quindi comunque nasce da un momento dove il Napoli era messo male tra centrocampo, non c'erano state né preventive né dopo. Poi la palla filtra lì e ci può essere una corresponsabilità di Oliver, Juan Jesus, anche Meret dice vabbè è un tacco, un colpo di raffinatezza, però non è dall'altra parte, non è un tiro violentissimo, detto. È sempre difficile per il portiere andare a terra con la velocità, però sul secondo gol ragazzi è Di Lorenzo che non chiude bene la palla, eccetera, è troppo molle in chiusura, non è Juan Jesus. Poi col fatto che il capitano è Dio, gli vogliamo un bene, è bravissimo, però anche lui ogni tanto rivediamo le reazioni. Meret, una palla all'incrocio, un tiro difficilissimo, però non fa il miracolo, diciamo, non puoi dire che è un tiro dove il portiere fa un errore, una palla, però si dice sempre che lui è bravo, attacca, si fanno tutte queste trasmissioni, non è andato in avanti la bisettrice, non chiudeva la bisettrice, oh my god, il povero portiere nostro. Meret chiude l'angolo, ma lo chiude in laterale, non avanza, dico, il tiro è abbastanza preciso, passa tra la mano e il palo, è un gran gol, però lì se fosse stato il nostro vecchio Spina avrei detto ecco gli è mancata l'esplosività sulle gambe, cioè. Però anche lì rivediamo, siamo messi male a centrocampo, la Lazio entra come il burro sulla 3/4, c'è la prima palla, la seconda palla, cioè. Però questa partita disastrosa ha fatto anche 2 chiusure che potevano costarci il gol che abbiamo preso che sono stati annullati, la squadra è messa malissimo, sono 2 contropiedi clamorosi. Detto Rachmani, dice bene Valerio, ha iniziato molto bene con anche un paio di chiusure di grandissima eleganza e ha sbugiardato insomma
Immobile, però è scesa molto la squadra al secondo tempo, è sceso Anguissà, che noi adoriamo, proprio è sceso tantissimo Anguissà, è sceso Zelinski, che ha iniziato molto bene, proprio è scesa tutta la squadra, è sceso Kvara, che secondo me andava sostituito, ma non perché dobbiamo bocciare, perché non ne beccava più, ha sbagliato un paio di appoggi che si sono costati contropiedi, cioè si fa difficoltà oggi a trovare un giocatore che gli metti 6 per tutta la partita. Chi metti 6 oggi? A Juan Jesus. Forse solo a lui, perché non ha mai perso. Cioè, alla fine ripensandoci, perché voglio dare la sufficienza a Zelinski che ha segnato, però è protagonista della palla che perde là, e quindi si bilancia le due cose. Perché non ha mai perso la testa, sì, però molte insufficienze. Sul fatto in casa, sì, ormai il Napoli, il punto è che fa molti punti fuori casa. E questo secondo me, io a memoria così, senza controllare niente, c'è un equilibrio pazzesco tra i punti fatti e i punti in casa e fuori casa. Stiamo tipo 134 e 134. Proprio quando avevo fatto un calcolo degli ultimi 10 anni, una cosa del genere. Sì, però diciamo questo trend, noi il maestro Sarri perde Esmea Culpa con Gonzalo in casa, perde con la Roma e perde in casa 2-4, Mertens segna il secondo gol al 94esimo, se non era 1-4, e perde con la Fiorentina 3-0. Napoli perse meno la Juve, solo 3 partite, 2 in casa. Anche Ancelotti perse molte partite, Gattuso ne perse 3 di seguito appena salito sulla panchina del Napoli, che non si perdeva dai tempi di Pappagone, 3 partite di seguito al San Paolo. Quindi questa fragilità con vari allenatori, cioè, si è verificata. Sarri per quasi 2 anni non ha perso in trasferta, pareggiò solo 4 partite, le vinse tutte, cioè era un rullo compressore. L'anno scorso c'è stata pari e patta tra trasferta e casa, dove si è fatto molto bene, perché poi alla fine ha fatto 45-45 punti. Però è chiaro che se tu vuoi competere ad alti livelli in casa non puoi fare meno di 46-44 punti, che già sono pochini, considera che i punti sono 57. Secondo me il Napoli in questo momento è lento, non è ancora in grado di pressare la squadra avversaria, quindi il centrocampo viene saltato con facilità, e se hai giocatori tecnici come Luis Alberto, ovviamente non c'è bisogno nemmeno di continuare, è chiaro il concetto. Guido, io ma è anche lungo, non solo Eh? lento, proprio perché Lungo, è anche lungo. Siccome sei lento, a maggior ragione, quando Gattuso subentrò ad Ancelotti, giustamente il Napoli era stato costruito per giocare 4-3-3, noi perdemmo delle partite anche sfortunate. Ricordate quella col Parma, no? Dove insomma anche lì come una scivolata, poi prendiamo un contropiede da che potevamo fare il 2-1. A un certo punto lui fu umile, ha detto la squadra è sulle gambe, arretiamo il raggio di azione, siamo umili perché dobbiamo prima ritrovare la condizione ti aiuta a trovare certezze, le certezze ti fanno ottenere risultati, i risultati ti danno maggiore certezza e maggiore sicurezza. Allora se uno è lento, se uno si rivede la partita, superato diciamo il malumore che sarà grosso, vede veramente tanti metri tra un giocatore e l'altro, che noi neanche se un giocatore prendeva l'aereo lo portavano da Valerio e non alla partita a Milano, c'erano tanti metri nella squadra di Spalletti tra un giocatore, un reparto e l'altro, quindi qualcosa non sta andando. C'è la pausa alle nazionali, vedremo Genoa e Bologna. Non ragionate, non è che sono partite facili, sono partite che devi vincere e adesso devi per forza vincere, non è che puoi pareggiare perché devi rimanere, ci sono degli scontri diretti, c'è il derby, no? E non ti puoi permettere di pareggiare, quindi sono partite, però sono tanti, ti lascio salutare con calma tutte le amiche e gli amici bellini. Io ho seguito pochissimo quest'estate, sono le varie trasmissioni, quelle poche volte, perché poi l'ottimo Fabio mi fa scompisciare delle risate, mi manda la nostra rassegna stampa. Già aveva fatto queste statistiche, perché come le fanno gli altri sbagliano, la Juve, la Lazio, che noi le prime giornate in Napoli le vinceva tutto, quasi vince, già abbiamo perso con la Lazio, quindi ragioniamo. La prossima partita con Genova è una partita da vincere, perché con le 13 sorelle devi vincere non meno di 10 partite, punto.
prima sbagli, peggio è. Buonasera Valerio, buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera maestro Sarri. Per quanto tu possa essere insultato, poi c'è a maggior ragione, ed è sbagliato insultare qualunque persona, soprattutto una persona più grande, penso, dalla voce che si sente. Proprio per questo deve dare l'insegnamento. Valerio ci ha insegnato col TVB, quel dito medio non ci stava, ma non mi interessa se era rivolto a Napoli, i tifosi del Napoli, non ci sta e basta, perché noi siamo, io proprio piccolissimo, no? Professionisti, quindi la nostra prima missione, no? È cercare di dare qualche comportamento, non voglio dire giusto, non ho questa presunzione, ma almeno non sbagliato. Grazie, grazie Guido Gentile, che trovate sul canale YouTube Guido Gentile piano sequenza, dove parla, però bontà sua, di cinema, perché di calcio ne parliamo anche troppo, e lo ringrazio sempre. Amici, siete stati tantissimi, devo dire la verità. Non so se è la sconfitta che porta dei dubbi e tutti vogliono risolverli, ci facciamo delle domande, ecco, questa è la cosa bella. L'importante è farsi delle domande, non avere la certezza in tasca, perché in questo momento secondo me non ce l'ha DL, non ce l'ha Garcia, non ce l'ha Juan Jesus, la certezza di nulla, non ce l'ha Osimhen e non ce l'ho io, Valentina, cioè, può essere che sia il segreto, può essere che sia una questione di segreto, anche se abbiamo cambiato una serie infinite di cose, come è giusto che sia, perché il canale si deve evolvere. Però io sono andato a migliorare, il Napoli è effettivamente andato a migliorare? Questa è la domanda che ci facciamo in questo momento, e chiedo a Lili, cioè rispondo a Lili, aspetto da tenere conto che Garcia non ha il carisma di Spalletti, vedo un po' questo nei giocatori, lo scopriremo. A me è piaciuto come ha risposto ai giornalisti, mi è piaciuto. Non so nel chiuso dello spogliatoio che tipo di allenatore è, non lo posso sapere, non lo sappiamo con Spalletti nemmeno, per essere onesti. Però Spalletti ci ha detto: io in conferenza vi dico delle cose perché devo lanciare dei messaggi ai miei giocatori. Abbiamo imparato a conoscerlo un pochino meglio. Io lo ritengo un allenatore credibile, devo sperare che i giocatori la pensino come me, cioè che credano nel lavoro di Garcia, perché poi l'unica cosa che effettivamente è importante per ottenere dei risultati è che tutti vadano nella stessa direzione da squadra, perché i singoli, questo Napoli, sì, ogni tanto Kvara ti risolve la partita da solo, ogni tanto Osimhen fa un gol di strapotere, però ci devi arrivare di squadra, ci devi arrivare col centrocampo che si muove tutto bene, ci devi arrivare di reparto, perché non siamo proprio noi. Non siamo proprio noi. A conclusione ascolterò tutti gli audio. TVB a Cosimo, che non ho nemmeno letto, oggi non siete diventati famosi, mi dispiace, però ricordate una cosa, che è forse la cosa più importante al mondo. Ma sì, però io posso anche parlare. Sai come andrà a finire? Andrà a finire